Buongiorno e buon giovedì 15 settembre, rieccoci puntuali come sempre in diretta anche oggi per accompagnarvi fino alle 14.30 con molti aggiornamenti di cronaca, ma poi il confronto politico. Ci sono tanti temi oggi di cui si discute a livello nazionale ma anche oltre i confini italiani, e poi naturalmente in primo piano anche l'economia. Ma vado subito a salutare, lo ringrazio per essere con noi, buongiorno ad Andrea Martella, segretario del Partito Democratico in Veneto, ben ritrovato. Grazie, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, è d'obbligo iniziare da quella che è la notizia del giorno, di queste ore, che sta scuotendo questa campagna elettorale, queste possibili ingerenze, questo dossier secretato degli Stati Uniti nel quale comparirebbe l'Italia con queste ingerenze russe sulle nostre elezioni. Mosca non conferma né smentisce, ma in qualche modo rilancia dicendo non sappiamo gli Stati Uniti quanti soldi possono aver dato a dei partiti. Insomma, c'è quest'ombra, e un'ombra russa sulle nostre elezioni non è la prima volta che accade e sicuramente rischia di danneggiare questa campagna elettorale verso il 25 settembre. Sì, questa nebbia, questa ombra, come lei l'ha definita giustamente, va al più presto spazzata via, perché c'è una questione di trasparenza e di realtà nel nostro Paese. Domani si riunisce il Copasir, noi ci aspettiamo che ci sia chiarezza e che si verifichi attentamente quanto è emerso dal rapporto del Dipartimento degli Stati Uniti. Abbiamo visto anche nel recente passato come la Russia, nel caso della Brexit, come nel caso delle elezioni presidenziali americane, cerchi di orientare, influenzare quelle elezioni. Basta andare sulla rete per vedere quanti sono i troll a favore di Putin. Ora è chiaro che su questo va fatto chiarezza al più presto, e noi diciamo anche con molta nettezza, soprattutto alla Lega, di rompere con davvero nettezza quello che è il rapporto con il partito di Putin. Questo è un elemento che credo i cittadini dovranno giudicare con molta attenzione. Poche ore fa c'è stata anche una telefonata tra il segretario di Stato americano Blinken e Draghi. È stata così riconfermata la vicinanza degli Stati Uniti all'Italia, con la promessa di un appoggio per politiche condivise anche nei confronti di quello che sarà il prossimo governo, anche perché ci sono tante sfide, Martella, sul piatto. Una su tutte è quella del risparmio energetico. C'è questo piano europeo del risparmio del 5% che già fa mugugnare. C'è un'Europa che non si dimostra poi così tanto divisa, così tanto unita sul tetto del gas. Insomma, ci sono vari campanelli d'allarme. Le leggo l'ultimo in ordine di tempo, quello del comune di Asolo, qui nel Trevigiano, che parla di 234.000 euro in più di energia elettrica nei primi 7 mesi del 2022 rispetto all'intero 2021. Rischiano di andare in default i bilanci familiari dei comuni, delle imprese. Sì, guardi, nel corso di questi giorni io ho incontrato davvero molte imprese, molte aziende, ristoratori, commercianti, e da tutti mi è stato evidenziato questo tema, cioè l'aumento del costo del gas e della luce, che è quasi triplicato rispetto alle stesse bollette dell'anno precedente. È una situazione quindi insostenibile. Il governo è già intervenuto con alcune misure, oggi interverrà con altre misure che servono proprio per venire incontro alle famiglie più in difficoltà e alle imprese, raddoppiando il credito d'imposta, ma io penso si tratterà di intervenire anche per sostenere i mancati guadagni che sono relativi anche all'aumento del prezzo dell'energia. E non solo, bisogna agire a livello europeo. Lei ha ricordato che è difficile, però ci si sta provando con forza a introdurre il tetto al prezzo del gas, facendo in modo che da questo punto di vista il ricatto del gas russo sia meno forte nei confronti di tutti i paesi d'Europa. E poi ci sono delle misure da introdurre anche a livello nazionale, con un tetto al prezzo dell'elettricità che noi abbiamo proposto,
e così come si tratta di proseguire con maggiori semplificazioni sulla strada della produzione dell'energia da fonti rinnovabili. È un pacchetto molto serio che ha a che fare con l'Europa e con il nostro Paese. Per affrontarlo ci vorrà un governo serio, capace e autorevole. Sarebbe stato utile che rimanesse in carica il governo attuale per affrontare questo momento, ma qualcuno, Lega e Forza Italia, l'ha fatto cadere. Io penso che ci sarà un prossimo governo con il Partito Democratico, le forze riformiste e europeiste, che potrà affrontare seriamente questa situazione. Lei ha ricordato bene, Martella, la necessità di una regia europea, eppure questa crepa sul tetto del gas, ma anche il fatto che paesi europei si stiano muovendo in modo autonomo per quelle che sono le energie alternative, fa capire che sarà difficile questo, quindi un'Europa che manovri delle alternative al gas russo nel lungo periodo, perché adesso è necessario ragionare nel lungo periodo, dopo aver naturalmente messo in campo dei cosiddetti provvedimenti tampone, ma che non risolvono completamente il problema. Beh, insomma, io penso che l'Europa debba agire su questo tema dell'energia come ha agito contro la pandemia, e come ha agito con le vaccinazioni e come ha agito individuando le risorse del Next Generation EU da mettere a disposizione degli Stati per la ricostruzione. Oggi se c'è da fare tutto il possibile, questo tutto il possibile è relativo al contrasto all'inflazione che deriva principalmente dal caro energia. E, come ho detto, ci sono dei provvedimenti che già si stanno facendo e bisognerà farne degli altri anche a livello europeo. In primo luogo sarà necessario disaccoppiare il prezzo del gas da quello dell'energia, anche da quello delle fonti rinnovabili, e sarà un modo per produrre dei prezzi più sostenibili. In ogni caso bisognerà continuare con quella politica di diversificazione delle fonti e degli approvvigionamenti che consenta appunto di non avere una dipendenza dal gas russo come è stato nel corso di questi anni. Poi mi faccio anche finire di dire che questa operazione è anche difficile in Europa, perché in Europa ci sono chiaramente dei paesi che si muovono nell'orbita di Putin, e questi paesi, a cominciare dall'Ungheria di Orban, sono i riferimenti italiani di Salvini e della Meloni, e quindi sicuramente non aiutano nella definizione di una politica europea di questo genere. Intanto Dombrovskis, vicepresidente della Commissione europea, lancia un avviso al nostro Paese dicendo non deve essere rivisto il PNRR, perché si discute della possibilità di vedere il piano per proprio far fronte a questi rincari, a questo caro energia, ma i progetti ci sono e i soldi, i fondi sono destinati a quei progetti già approvati, dunque ogni idea di rivedere il PNRR va messa da parte. Sì, il PNRR, come abbiamo detto prima, è stata una grande conquista, adesso va usato al meglio, vanno mantenuti i piani e bisogna fare in modo che le opere si realizzino entro il 2026. Volerlo mettere in discussione, come fanno le forze del centrodestra dicendo che va rinegoziato, significa di fatto non fare quelle opere che sono relative a cose importantissime che riguardano anche la nostra regione. Asili nido, comunità territoriali per quanto riguarda la sanità, ospedali, scuole, interventi che si stanno programmando. L'Italia è stato il paese che ha beneficiato maggiormente delle risorse legate al PNRR, e adesso io penso che sarebbe opportuno fare in modo che queste risorse non vengano messe in discussione. Ne va della ricostruzione del paese, che deve essere orientata verso uno sviluppo sostenibile, verso una transizione ecologica di rispetto dell'ambiente, ambiente che deve essere al centro delle nostre politiche, che anche qui vorrei evidenziare le forze di centrodestra non hanno mai considerato come una politica centrale, al punto da minimizzare e negare molto spesso anche i fenomeni legati ai cambiamenti climatici.
Ultimissima domanda, lei ha accennato alla scuola, i progetti per le scuole, poi ne parleremo anche più avanti, insomma la necessità di intervenire anche sugli edifici scolastici, ma scuola che è ripresa senza finalmente tutte quelle restrizioni legate al Covid, ma con vecchi problemi legati ad esempio alla carenza di insegnanti e quindi cattedre vuote, orari da ridefinire, insomma un problema che si ripete, puntuale. Ci si chiede perché si arriva al suono della prima campanella per rendersi conto che c'è questa questione. La scuola è un diritto fondamentale per i nostri ragazzi, i quali hanno vissuto già questi anni in grande difficoltà a causa della pandemia. Il PNRR prevede risorse per le strutture scolastiche, per il loro adeguamento, per la loro ristrutturazione, per la loro messa in sicurezza, così come prevede delle risorse per aumentare la, struttura tecnologica delle scuole. È chiaro che c'è un passo fondamentale da fare, è quello di aumentare e adeguare gli stipendi degli insegnanti, fare in modo che ci possa essere anche una maggiore appetibilità verso questa professione e la propensione quindi a svolgere questa attività didattica che è fondamentale per i nostri ragazzi, e per farlo naturalmente bisogna pensare che non ci siano scuole con classi pollaio, che gli studenti possano avere appunto un'organizzazione scolastica ed una formazione più corretta. Noi mettiamo al centro delle nostre politiche per il futuro la scuola. Se pensiamo all'Italia dei prossimi anni dovremmo pensare ad una scuola con strutture adeguate, tecnologicamente avanzate, insegnanti più pagati, che possa essere un ascensore sociale per fare in modo che i nostri ragazzi possano essere davvero protagonisti del futuro. Grazie davvero ad Andrea Martella, segretario del Partito Democratico in Veneto, grazie, buon lavoro e ci riaggiorniamo presto, grazie. Grazie a voi, buon lavoro. Arrivederci, questo insomma è il punto, tanti temi, poi torneremo nella seconda parte della nostra diretta con un confronto con altri candidati alle prossime elezioni. Mancano 10 giorni al 25 settembre, la campagna elettorale che si accende, vuoi per queste possibili ingerenze russe nei confronti di alcuni nostri partiti, vuoi per quelli che sono i temi caldi, problemi per i quali le famiglie, le aziende, gli stessi comuni chiedono immediate risposte proprio da parte della politica per affrontare in modo non drammatico la prossima stagione invernale. Adesso c'è la cronaca e partiamo con l'incidente accaduto la settimana scorsa a San Giorgio delle Perti, che è costato la vita di una 54enne travolta. Ebbene, la procura ha nominato un perito per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La procura ha dato il nulla osta e si svolgeranno domani mattina alle 10:30 nella chiesa di San Bonaventura di Cadoneghe, il paese di cui era originaria, i funerali di Erika Fantinato, la 54enne investita e uccisa una settimana fa mentre stava facendo jogging lungo via Brenta a Cavino di San Giorgio delle Pertiche. Nel frattempo la procura ha nominato un consulente tecnico per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente e le responsabilità, con un accertamento non ripetibile a cui parteciperà anche un consulente di parte nominato dalla famiglia di Erika Fantinato. L'autopsia ha confermato che la 54enne è stata colpita alle spalle dal furgone e non lateralmente a sinistra, un elemento dunque che sembrerebbe escludere lo scatto verso il centro della strada che la donna avrebbe fatto secondo il racconto dell'autista, ma che invece secondo la famiglia di Erika è improbabile, visto che non corrisponde con il percorso che la 54enne era solita fare ogni mattina. L'autista 34enne romeno al momento è indagato per omicidio stradale. E a proposito di incidenti, tamponamento questa mattina in A4 all'altezza di Montebello Vicentino, si è formata una coda che è arrivata a toccare i 10 chilometri. Mattinata di code sulla 4, sono da poco passate le 7 quando due tir si scontrano all'altezza di Montebello Vicentino in direzione Venezia. Nessun ferito grave, ma in autostrada, visto l'orario e il traffico intenso, si formano subito lunghe file che superano i 10 chilometri.
Sul posto la polizia stradale. A complicare ulteriormente la situazione un altro tamponamento sempre in direzione Venezia, ma questa volta all'altezza dello svincolo Soave San Bonifacio, col traffico che si è scaricato sulla strada regionale 11. Sul fronte sicurezza, quella che ha messo in atto la Guardia di Finanza di Vicenza nell'estate 2022 è stata una campagna straordinaria con oltre 850 pattuglie che hanno eseguito centinaia di interventi. Estate nel segno della sicurezza. Le Fiamme Gialle sono scese in campo con più di 850 pattuglie in tutto il Vicentino. In particolare vengono puntati i fari sulle principali città d'arte, da Vicenza a Bassano del Grappa, da Marostica a Schio, Tiene e al Basso Vicentino, oltre che sulle zone montane e collinari, dall'altopiano di Asiago a Recoaro Terme e ai Colli Iberici. 800 gli interventi complessivi messi in atto dalla Guardia di Finanza. Obiettivo: il contrasto del traffico di droga con centinaia di persone identificate e 4 denunciati, il lavoro sommerso con l'individuazione di 113 lavoratori irregolari di cui 3 minori e 16 stranieri e sanzioni amministrative proposte e irrogate per 400.000 euro, oltre a 19 provvedimenti di sospensione dell'attività disposti dall'Ispettorato del Lavoro. Interventi anche contro l'abusivismo commerciale, con 2 casi in cui è stata contestata l'assenza del registratore di cassa telematico. Lotta all'evasione fiscale legata alle case vacanze, con 12 irregolarità rilevate. Controlli per contrastare irregolarità nella vendita del carburante, che hanno portato a 17 contestazioni amministrative. L'estate sta finendo, ma le Fiamme Gialle anche nelle prossime settimane continueranno le loro operazioni nel segno della sicurezza. Incidente sul lavoro ieri sera nel Trevigiano a Casale sul Sile, dove un operaio è rimasto schiacciato ad una gamba da una cassa caduta durante le operazioni di carico-scarico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso che hanno liberato l'uomo rimasto schiacciato dal carico. L'operaio è stato poi preso in cura dai sanitari del SUEM che lo hanno stabilizzato e trasferito in ospedale. Sul posto per le indagini il personale dello Spisal e i carabinieri di Treviso. Nel novembre del 2020 uccise la moglie davanti agli occhi della figlia di pochi anni. Il pubblico ministero chiede l'ergastolo per un 41enne marocchino. I fatti si erano svolti a Cadoneghe, in provincia di Padova. Uccise la moglie con 3 coltellate al petto mentre era a letto davanti agli occhi della figlia più piccola. Il delitto di Aisha El Aboui avvenne la sera del 24 novembre del 2020. A distanza di 2 anni concluse le indagini. Il pubblico ministero ha chiesto per il marito Abdel Fattah Gennati l'ergastolo. Davanti alla Corte d'Assise d'Appello si è svolta la penultima udienza del processo, poi toccherà la difesa e il 5 ottobre si dovrebbe arrivare al verdetto. L'accusa per Gennati è quella di omicidio volontario aggravato dal legame coniugale. Molti gli elementi che lascerebbero presagire anche alla premeditazione del delitto, ma nessuna prova certa, anche se i giudici hanno nominato un perito per capire se l'uomo fosse capace di intendere di volere al momento del delitto. Nei mesi prima dell'accoltellamento, Gennati infatti aveva più volte espresso il desiderio di uccidere la moglie, minacciandola e picchiandola. La procura ha chiesto anche il rinvio a giudizio dell'uomo per maltrattamenti in famiglia, chiesti 500.000 euro di risarcimento per ognuno dei 3 figli avuti con Aisha. Torniamo nella Marca trevigiana con la cronaca, spaccio tra Cornuda e Montebelluna, a mettere in piedi una fitta rete di spaccio un 46enne marocchino che consegnava la cocaina a bordo della sua auto di grossa cilindrata. In meno di 2 mesi, da novembre a dicembre 2021, gli vengono contestate oltre 140 cessioni di droga, vale a dire quasi 2 etti di cocaina, per un giro d'affari di circa 18.000 euro. Lui, dai suoi clienti, era conosciuto come Karim. I carabinieri della compagnia di Montebelluna hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 46enne di origini marocchine, accusato di aver messo in piedi negli ultimi mesi un vasto mercato dello spaccio nella zona di Cornuda e nei comuni vicini, da
da Montebelluna a Pederoba fino a Maser, Caerano e Crocetta. L'uomo si aggirava con una macchina di grossa cilindrata in cui, tra il tardo pomeriggio e la sera, faceva salire i suoi clienti per evitare scambi all'aperto, accompagnandoli anche a prelevare il denaro per pagare lo stupefacente. Altre cessioni sono state verificate anche all'interno della sua abitazione. Raccolti i sufficienti elementi, la procura trevigiana ne ha chiesto la custodia in carcere e il 46enne è stato rintracciato e condotto nelle scorse ore a Santabona. Ci spostiamo adesso nel cuore della Marca trevigiana, Treviso, per Baby Gang, ancora una volta in azione, ancora una volta in via Roma. Una signora racconta di essere stata aggredita verbalmente da un gruppo di ragazze, questo dopo il parapiglia che aveva visto protagonista un 23enne nigeriano. I controlli ci sono, dicono alcuni commercianti, questo non è il Bronx. Mi ha aggredita, mi ha detto di tutto e di più, ha usato un linguaggio scurrile che veramente io sono andata via dritta perché so che non bisogna provocarli più di tanto perché poi vengono alle mani. La signora Mara pochi giorni fa stava passeggiando in via Roma quando all'altezza della fermata delle Corriere è stata sommersa di insulti. Alcune ragazze sul muretto stavano bersagliando i passanti con critiche a voce alta. La donna a 70 anni però non ci sta e reagisce dando alla giovane che più è su di giri della maleducata: apriti cielo. Non l'avessi mai detto e oh, vecchia, cioè sa quelle affermazioni che fanno i ragazzi, fatti i cavoli tuoi, noi facciamo quello che vogliamo, noi siamo giovani, e sempre quella cosa lì, e si stava spostando in avanti per scendere. Io mi sono messa tranquilla e sono andata avanti per la mia strada. Una storia non isolata quella di Mara in una via Roma che spesso è teatro di episodi al limite. Solo martedì mattina l'arresto di un 23enne nigeriano che ha aggredito degli agenti della questura che lo volevano identificare. Minuti di tensione, a raccontarli un commerciante. Non voleva assolutamente entrare in macchina, là si è ovviamente scatenato un po' il caos. Dopo sono arrivati tantissimi nigeriani a fare un po' da parte del ragazzo e dopo sono arrivati i poliziotti. Questo ho visto. Che c'è stato un momento di oggettiva tensione, soprattutto perché il ragazzo gridava tantissimo per infettizzare tutto. Insomma, spesso la situazione da queste parti si surriscalda, anche se sono gli stessi operatori a dire che non è il Bronx e che i controlli delle forze dell'ordine sono aumentati nell'ultimo periodo. È controllata bene dalle forze dell'ordine, problemi dall'altra parte della strada che ne sono tantissimi. Vedo spesso le volanti, polizia municipale, carabinieri e polizia stradale. E quindi insomma vedo che tutto sommato qua la zona di via Roma è ben controllata. A volte è vero, nei momenti in cui le forze non ci sono vengono fuori i topi che ballano, non lo so come spiegarlo. Cluster di West Nile, nuova disinfestazione straordinaria a Mestre. A Mestre un nuovo intervento di disinfestazione per West Nile, stavolta a essere interessata è la zona di Chirignago Zelarino. L'intervento, secondo ordinanza comunale, disposto nella 2 giorni di oggi e domani nelle aree prossime a via Macello, cioè zona Asseggiano, a seguito della segnalazione da parte del servizio di igiene pubblica della ULSS 3 Serenissima di un cluster di casi di West Nile, appunto, trasmesso dalla zanzara comune nell'area in questione. A tal proposito, le strade interessate con via Macello, incrocio con via Pugliese fino a via Cecco Angelieri sono le vie Asseggiano, da Ferrovia fino a Cecco Angelieri, e Rustico di Filippo. La disinfestazione è suddivisa in 2 cicli, quello delle 9 del mattino e alla sera poco prima di mezzanotte, con la disinfestazione adulticida in aree stradali pubbliche. È il momento di fermarci, pochi istanti di pubblicità e poi torniamo di nuovo in diretta con tanta altra cronaca e poi nuovi collegamenti. A tra poco. Rieccoci in diretta, sono decine di migliaia gli articoli in vendita sul litorale di Sottomarina sequestrati in questa estate dalla Guardia di Finanza perché contraffatti o non sicuri. Negli ultimi controlli, in questi ultimi giorni, da parte dei carabinieri a locali di Caorle sono scattate multe e sospensioni di attività.
Oltre 45.000 articoli per un valore complessivo di 170.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Chioggia nel corso dei controlli che si sono svolti quest'estate a Sottomarina perché contraffatti o non sicuri per i consumatori. Nei giorni scorsi a Bibbione, invece, i carabinieri hanno sanzionato 8 imprenditori per una cifra complessiva di 120.000 euro. Nello specifico a Bibbione 2 bigiotterie, gestite entrambe da bengalesi, sono state sanzionate per 35 e 25.000 euro con sospensione dell'attività per mancanza o omessa revisione dell'impianto antincendio, mancanza di presidi sanitari e omessa valutazione dei rischi aziendali. In un ristorante gestito da una rumena, la presenza di un lavoratore in nero ha fatto scattare la chiusura immediata e sanzioni per 15.000 euro, mentre altri 5 esercizi pubblici sono stati multati per un ammontare complessivo di 45.000 euro per varie violazioni in materia di sicurezza. A Sottomarina è stato denunciato un extracomunitario che aveva messo in vendita circa 400 prodotti contraffatti di nota griffe di moda tra abbigliamento, borse ed accessori vari, mentre un ambulante è stato segnalato alla Camera di Commercio per vendita di prodotti non sicuri e privi delle informazioni minime per il consumatore. Sempre a Sottomarina il titolare di un negozio di souvenir che vendeva prodotti non sicuri, privi delle certificazioni e delle indicazioni prescritte dal Codice del Consumo, è stato segnalato alla Camera di Commercio per l'accertamento di sanzioni amministrative che possono arrivare a superare i 25.000 euro. A pochi giorni dall'avvio dell'anno scolastico, giornata complicata, diciamo così, quella di oggi per studenti, docenti, personale scolastico dell'Istituto Einaudi di Montebelluna. Scoppia una tubatura e crolla parte del controsoffitto. Allora vediamo se le lezioni sono regolari, se gli studenti hanno potuto continuare la loro vita scolastica, insieme al nostro Christian Arboit, che dovrebbe avere con sé il professor Massimo Ballon, dirigente scolastico. Buongiorno Christian e buongiorno al professor Ballon. Sì, buongiorno a te Francesca, buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna 3. Vi rassicuro subito sul fatto che le lezioni sono riprese regolarmente già nella prima parte della mattinata dopo un momento di forte caos chiaramente. Ne abbiamo sentite un po' di tutti i colori questa mattina, le voci si sono rincorse, noi ovviamente come sempre verifichiamo sul campo, verifichiamo sul posto e abbiamo ricostruito quello che è successo. Lo vedete dalle immagini, lo dicevi tu benissimo Francesca, ma lo farei raccontare dalla viva voce del professor Ballon. Cos'è successo questa mattina, professore? Diciamo che alle 6:30 la signora che ha in gestione il bar presso la scuola ci ha chiamato urgentemente perché aveva appunto trovato il controsoffitto a terra all'ingresso con caduta d'acqua abbondante dal piano superiore. Quindi sono intervenuto assieme a un insegnante, abbiamo trovato l'inghippo, che era un tubo di un lavandino scoppiato, e quindi l'acqua era trafilata al piano inferiore e aveva fatto cadere il controsoffitto. Tempo di chiamare un attimo i vigili del fuoco per mettere la zona in sicurezza. I ragazzi sono rimasti fuori 10 minuti in più, insomma abbiamo cercato di tenerli al sicuro, dopodiché alle 8:10 già hanno potuto entrare. Diciamo che tanta confusione per poi in realtà così, un attimo di giorno diverso, di inizio diverso del giorno di scuola. Ecco, diciamo Francesca che all'inizio c'è stato un colpo d'occhio di un determinato tipo, perché comunque l'istituto Einaudi Scarpa è uno dei più grandi della provincia di Treviso, 1400 studenti, quindi 1400 studenti tutti fuori sul piazzale, i vigili del fuoco, si è creata un po' di confusione. Va detto però che resta una criticità da segnalare, che è quella relativa alle manutenzioni, alle piccole manutenzioni. Parlando di un istituto secondario è di competenza, diciamo così, provinciale, provincia che ha investito parecchio sull'edilizia scolastica, però il tema esiste, quello appunto relativo, lo dicevo, alle piccole manutenzioni. È così, professore? Sì, diciamo che la scuola è una scuola dal punto di vista strutturale molto buona, molto moderna, a 30 anni, però diciamo che le tubature, le piccole, come in questo caso le piccole tubature che riguardano l'idraulica della scuola, dopo 30 anni possono presentare effettivamente delle usure, in particolare di ruggine, eccetera. Quindi
il componente che è saltato costa circa €1,50, però può far danni di parecchie centinaia di euro se appunto non è revisionato e corretto al momento giusto. Quindi questa è la semplice incidente che poteva appunto determinare più danni di quelli che ci sono stati. Comunque tutto si è risolto bene. Ecco, se tu sei d'accordo, Francesca, farei una domanda che esula un po' dal fatto di cronaca di questa mattina al nostro ospite. Le chiedo, professore, come stanno andando questi primi giorni di scuola? Diciamo che tutto regolare, questo è il mio primo anno di dirigenza qui all'Einaudi, diciamo che oggi l'ho bagnato anch'io e diciamo che i ragazzi sono stati molto contenti di questo imprevisto, anzi durato poco secondo loro. Comunque diciamo che è tutto regolare, gli insegnanti ci sono, è un anno che spero sia così privo di ulteriori sorprese, mattiniere. Ecco, dal punto di vista degli organici ne abbiamo parlato nei giorni scorsi anche con la dirigente scolastica regionale Palumbo. Ecco, come sta andando? Sì, diciamo che sono arrivati quasi tutti gli insegnanti che ci aspettavamo, qualche posto è accantonato perché ancora qualche concorso è in fase di chiusura, quindi diciamo che avremo l'organico definitivo per i primi di novembre, diciamo, fino al 31 ottobre sono previste queste sessioni di esami straordinari, con cui i posti per il momento non sono vacanti ma sono coperti da personale precario che verrà utilizzato fino alla data dell'effettiva messa in ruolo del docente che arriverà. Ultimissima domanda, sempre se sei d'accordo Francesca, è il tema d'attualità di questi giorni, caro gas, caro bolletta, settimana corta eventuale a scuola, ne parlano un po' tutti. Lei che cosa prevede, preside? La settimana corta potrebbe essere una soluzione per tanti altri aspetti. I problemi che noi rileviamo qui sono sempre quelli dei trasporti, cioè, il servizio scolastico è sempre condizionato dal fatto che la MOM predispone delle corse ed è difficile far cambiare l'organizzazione. Quindi per il momento noi proseguiamo con l'orario completo dal lunedì al sabato. Vedremo nei prossimi mesi se sarà il caso di modificare la struttura oraria per andare incontro alle spese che immaginiamo per la provincia quest'anno saranno notevoli sia per l'elettricità che per il gas. Ecco, quindi sperando, Francesca, che queste benedette bollette si sgonfino un po' per tutti, per famiglie, imprese e ovviamente anche enti locali e scuole. Grazie davvero. Cristian, perdonami, Cristian, solo proprio per il nostro obiettivo di dare le notizie, voi avete ricostruito benissimo, sappiamo bene come le notizie poi rimbalzino sui social e vengano anche distorte. Allora, leggendo ogni tanto su qualche pagina Facebook, leggevo di qualcuno che diceva ecco, erano appena finiti i lavori e già ci sono questi problemi. Possiamo far chiarezza se erano stati fatti degli interventi? Tu hai giustamente menzionato gli interventi fatti dalla provincia negli istituti scolastici in questi ultimi mesi. Ecco, l'Einaudi rientrava tra questi istituti come si legge su qualche pagina Facebook o non era tra quegli istituti interessati proprio da interventi di ristrutturazione, anche per far chiarezza se la situazione ha danneggiato dei lavori appena portati a termine? No, su questo non c'era assolutamente nessun lavoro in corso. Gli unici lavori che sono stati fatti è stato l'adeguamento dell'impianto luminoso per l'installazione di LED a basso consumo, ma non era stato fatto alcun intervento né sull'impianto idraulico né su quello elettrico, per cui non siamo in quella situazione. Siamo semplicemente in una situazione di vetustità di alcuni componenti, in questo caso un tubo flessibile da €1,50 appunto, che poteva essere sostituito per tempo, ma adesso provvederemo a incaricare appunto la provincia di questa situazione, quindi nessun problema da quel punto di vista. Ecco, prima tra l'altro Francesca si diceva sempre con il preside che molto spesso sono gli stessi bidelli, non solo, che intervengono, quindi che vanno anche oltre quelle che sono le loro mansioni per metterci una pezza. Diciamo che la richiesta, se ho ben capito preside, è quella di attivare un piano anche di manutenzioni più piccole, perché tutto insomma aiuta. Sì, diciamo che all'interno della scuola noi abbiamo un ufficio tecnico che attualmente è scoperto per mancanza di personale in questo caso, però
la grossa mano che alcuni bidelli, anzi in particolare il nostro bidello diciamo con più anzianità, questi anni è riuscito a ricoprire, diciamo, a darci una mano a rimettere a posto la finestra che non si chiude, la porta scardinata, eccetera. Quindi per noi è un valore aggiunto un collaboratore scolastico che abbia queste competenze. Quindi servirebbe effettivamente una figura all'interno della scuola, un manutentore, diciamo, abbiamo così visto la situazione così complessa della scuola per gestire questi piccoli interventi. Grazie Preside, grazie davvero. Francesca, non so se hai altre domande. Grazie davvero Cristian. Sta lavorando. Giustamente, allora lo lasciamo lavorare perché è una giornata impegnativa. Immaginiamo che anche i genitori, conoscendo i genitori, staranno cercando di capire quello che è successo. Immaginiamo. Li vogliamo tranquillizzare. Li abbiamo tranquillizzati, i ragazzi sono a scuola, loro sono poco contenti, i genitori sono più contenti. La situazione insomma sta tornando alla normalità, sperando che si intervenga come ha chiesto anche il dirigente scolastico. Grazie a Cristian Arboit, grazie al professor Ballon, buon lavoro ad entrambi. Grazie, arrivederci. Grazie. Cristian ha parlato insieme al dirigente scolastico di caro bollette ed è un tema centrale in queste settimane, e allora ieri a Mestre c'è stata una dimostrazione con il grido d'allarme lanciato dal centro di Mestre nei confronti del governo. Vediamo cosa è successo. Le bollette sono troppo alte, così non ce la faremo ad andare avanti e saremmo costretti a spegnere le luci. Protesta questa mattina di imprenditori e commercianti in piazza Ferretto a Mestre che hanno simbolicamente stracciato le bollette. Questo cesto che rappresenta un po' la fine della nostra economia, dei nostri territori, delle nostre imprese, che noi vogliamo e dobbiamo scongiurare. Cifre triplicate, in alcuni casi anche quadruplicate, che stanno mettendo in ginocchio aziende, attività commerciali e famiglie. Per questo in molti hanno preso parte all'iniziativa proposta da Confcommercio Venezia "Non spegnetevi, non spegnere la città", che ha riunito i rappresentanti delle associazioni di categoria e politici per lanciare un grido d'allarme a chi governa il paese. Comunque la situazione, visto così com'è, va regolamentata in modo diverso, vanno fatte delle scelte che devono essere delle scelte non di parte di qualcuno che le pensa in un modo o in un altro, ma nell'interesse unico del paese, per tentare in qualche maniera di metterci una pezza, visto che i danni che sono già stati fatti comunque sono già molti, e si corre il rischio di non avere neanche nessuna risorsa per poter poi dare una mano a tutto quel mondo che verrebbe espulso sia dal tessuto urbano e commerciale sia dal tessuto delle imprese e le famiglie ancora più povere. Con la siccità da una parte, i costi energetici per i fertilizzanti piuttosto che per il gasolio agricolo, così come per l'energia elettrica, stanno portando le aziende agricole a chiudere, guardando le stalle, guardando gli allevamenti, e di conseguenza poi saremo succubi di paesi terzi che importeranno, se vorranno, il cibo da noi a un prezzo molto maggiore di quello che costa a noi produrlo. Presente anche il presidente di Confindustria Venezia. Noi chiediamo alla politica che ogni volta che si prende una decisione bisogna valutare l'impatto sull'economia reale, prima ancora di prenderla. Senza un'azione immediata le conseguenze saranno drammatiche. Vedremo tante saracinesche, tanti capannoni, tante piccole imprese che non ce la faranno e saranno costrette a fermarsi, e avremo molte persone che una volta andavano a fare la spesa magari economica che andranno a farla ancora meno, o addirittura salteranno qualche giorno, perché con i soldi alla fine quelli sono. E allora, caro materie prime, caro energia, nessun settore, nessun comparto della nostra società è esente da questo, lo sanno bene anche i costruttori edili. Saluto, buongiorno a Paolo Ghiotti, presidente ANCE Veneto, ben ritrovato Presidente. Buongiorno a voi e a tutti quanti gli ascoltatori, grazie. Allora, noi ci eravamo lasciati qualche mese fa con una situazione abbastanza complicata per il vostro settore. L'allarme lo avevate già lanciato ancora alla fine del 2021 sui rincari delle materie prime. L'ultima volta lei ci aveva detto ci sono cantieri che non partono, sono stati interrotti. Io adesso le chiedo la situazione, però faccio un ulteriore passo in avanti, perché con il decreto aiuti bis c'è una buona notizia, insomma,
si può in qualche modo tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda la cessione del credito, perché si sblocca quel meccanismo di responsabilità solidale. Quindi la responsabilità in solido nella cessione dei crediti fiscali per i bonus edilizia è attribuita al cessionario solo per dolo o colpa grave. Sappiamo che questo pesava tantissimo sulle imprese, con un grosso punto di domanda su quella che poteva essere proprio la sopravvivenza di alcune imprese, legato poi a tutto quello che è il meccanismo del bonus 110%. Questo come cambia le carte in tavola, Presidente? È meglio raccogliere un po' di concetti per far capire a tutti coloro che ci ascoltano quanto importante sia. Anche i non addetti ai lavori che non masticano questi termini, che cosa significa? Ha ragione, Presidente. Esatto. Allora, il super bonus ritengo sia sempre stato un po' il traino ultimamente del nostro settore edilizio. In effetti adesso la cessione di questo credito ha sicuramente impaurito imprese e ha frenato questa continuità di operazione. Parliamo di circa 30.000 lavoratori in Veneto, parliamo di circa 4.000 imprese del nostro Veneto che sono in sofferenza per questa impossibilità di cessione del credito, parliamo di 33.000 aziende a livello nazionale. Questo per dare qualche numero e far capire quanto importante sia questo volano della cessione del credito che è stato fermato. L'edilizia, oltretutto in questo settore, sta facendo dei numeri importanti, facciamo 1/3 del PIL, che certamente non è un difetto. Il report di Nonisma ANCE ha poi, tanto per sfatare anche i concetti di un super bonus, per non dare liquidità, che ha fatto delle truffe, che non è vero perché si parla di un 3% sull'importo totale delle opere, sta evidenziando che €1 investito nel 110 sta creando €3 di utili per il nostro mondo, nonostante in questa situazione ci siano una miriade di interventi correttivi che hanno frenato, che hanno complicato e quindi generato situazioni di incertezza non solo tra le imprese ma anche tra i committenti, anche tra gli istituti bancari, che erano sempre e spero continuino ad essere coloro che rientrano il credito. Tanto per parlare di soldi, parliamo che circa 40 miliardi investiti nel nostro settore nel bonus stanno creando 125 miliardi di indotto economico. Parliamo di 635.000 occupati e, cosa non di meno di cui non se ne parla tanto, di circa 979.000 tonnellate di CO2 non emesse in atmosfera, che tradotto sono 15 miliardi e mezzo a livello nazionale di soldi risparmiati nelle bollette, vuol dire circa 500 euro per ogni casa, no? Che cosa non è sicuramente da poco. E quindi mi chiedo, questa famosa transizione ecologica che tutti noi tanto auspichiamo, di cui i nostri politici stanno portando avanti, non si sta effettivamente dimostrando o volendo da un punto di vista politico a tutti gli effetti, perché meno consumo, meno inquinamento, lo parliamo, ma la politica non c'è molto vicina in questa situazione di cose. Risparmio delle materie prime, fonti alternative, no? Energie rinnovabili, dobbiamo sicuramente incentivarle. Parlavano pochi giorni fa, abbassiamo la temperatura qualche ora in meno, qualche grado in meno. È ovvio che per consumare meno dovremmo anche attendere a queste buone norme. Ma dico, non è che sia il caso di incentivarlo questo 110%, perché l'80% delle nostre case è ancora in classe F, è ancora in classe G. A parità di volumi riscaldati, una classe F e una classe G consuma 3.000 euro all'anno, una classe A ne consuma 300. Io sto chiudendo gli occhi e pensando alla scuola del mio paese.
una scuola dove i soffitti sono alti 4 metri, corridoi enormi, finestrature enormi, murature semplici, quanto calore se ne va da questi fabbricati. Allora, vogliamo o no riqualificare le nostre case, le nostre piazze, il nostro mondo per poterci vivere meglio? Allora, se così fosse, se così veramente tutti lo vogliamo, dobbiamo capire che il bonus è sicuramente un incentivo, un'opportunità, che vorrei quasi fosse, perché l'ANCE questo vorrebbe, che fosse portato ad una certa stabilità, ad una certa, che fosse strutturale, no? Con delle certezze e degli investimenti per cui noi fossimo certi di poterli fare, perché possiamo arrivare ad ottenere tutto quello che ci hanno promesso. Allora il decreto aiuti, che lei benissimo citava prima, sicuramente con la cessione, con la quarta cessione alle famose partite IVA, togliendo quella che era la responsabilità in solido, che è circoscritta oggi ai soli casi di dolo e grave colpa, quindi diciamo che si finisce nei pasticci solo coloro che hanno veramente voluto fare le truffe. Ecco, questo dà l'opportunità ad una certa maggior facilità di cessione del credito, perché parliamo di 33.000 aziende a livello nazionale e parliamo di cassetti fiscali che hanno circa 20 miliardi di euro da gestire, da vendere. E noi aziende, ahimè, non ce ne facciamo niente di questi soldi nel cassetto fiscale. A noi serve soldi, sono carte, a noi servono i denari per pagare i nostri fornitori, per pagare queste materie che crescono sempre di più, per affrontare a tutti quelli che sono le opere contrattualizzate ai quali i nostri clienti non siamo riusciti di dire di no, all'interno delle 1000 problematiche che sapete tutti voi. E quindi ben venga questa opportunità, ben venga anche il fatto che abbiano stanziato circa 9 miliardi per compensare quelli che sono stati gli aumenti dei materiali. Voi sapete che una casa adesso costa mediamente un 30% in più di quello che costava un paio d'anni fa. Ovviamente questa non è una speculazione che è attribuibile a noi imprenditori, quanto di più il fatto che i materiali sono aumentati, la guerra, il ferro che noi compriamo dall'Ucraina, che è il primo esportatore, ha inciso particolarmente, quindi questo anche sui calcestruzzi, l'energia, i trasporti, sapete quanto è inciso anche su tutti i laterizi. Ecco, per cui voglio dire, questi 9 miliardi sicuramente che le pubbliche amministrazioni hanno l'opportunità di fare domanda entro i 35 giorni per poter dare ristoro a tutte le imprese che ne hanno fatto richiesta, può essere sicuramente un motivo d'aiuto. Ma quello che vorrei sottolineare e significare è l'aspetto, possiamo chiamarlo etico, e non è solo l'aspetto economico del 110. La rigenerazione, il risparmio è un passaggio culturale che inizia anche da noi cittadini, deve essere un qualcosa di pubblico interesse. Inizia dai cittadini perché vuol dire avere anche l'attenzione di spegnere la luce in quella camera quando non serve, che vuol dire anche chiudere la doccia quando ci facciamo lo shampoo. Questo è il passaggio culturale che ci deve appartenere come cittadini. Deve appartenere sicuramente anche a noi come imprenditori, perché un'edilizia che si attenta nel concetto della riqualificazione, in un concetto di bioedilizia, nell'aspetto di quello che è il consumo del suolo, quindi un'edilizia che deve cambiare demolendo e ricostruendo in sito, è un qualcosa che non ci può non prendere con serietà, non si può affrontare con leggerezza. E poi, non da meno, una politica che sia attenta e vicina a queste necessità, con una progettazione che sia a lungo termine e che per step possa essere risolta, possano essere conquistati quindi questi valori per stadi, perché non ce la si fa ad affrontare tutto subito, perché noi ancora nel nostro
nella nostra bella Italia abbiamo l'80% delle case che sono ancora energivore. Nonostante quello che tutt'oggi si è fatto, abbiamo ancora l'80% delle case che sono in classe F, che sono in classe D, e quindi questa la dice lunga. Presidente, quindi mi sembra di capire che lei dica va bene, questo è un primo passo, questo del decreto aiuti bis, però serve rendere stabili certe misure e poi le faccio un'ulteriore domanda, serve guardare avanti, cioè degli interventi a lungo termine, perché lei ha giustamente ricordato quelli che sono tutti i rincari che ruotano intorno al mondo, noi pensiamo solo alle materie prime, ma poi ci sono i trasporti, tante voci che pesano poi sui bilanci delle aziende. Allora le chiedo qual è la situazione delle imprese edili e quali sono, se ci sono stati quei stop di cui avevamo già parlato mesi fa ai cantieri, se ci sono opere bloccate che non sono partite, cioè come si sta muovendo il mercato in questa fase così delicata? Oddio, in questa situazione di incertezza è ovvio che i lavori nuovi difficilmente partono, anzi stiamo osservando che tanti cantieri che erano partiti si sono fermati, perché se le sicurezze di ieri non sono più tali oggi, è difficile per un'impresa poter far fronte a questi impegni. Quando parlo di 33.000 aziende in difficoltà, parlo di 33.000 aziende che stanno iniziando a non pagare più non i fornitori, ma addirittura i propri dipendenti. Quindi la situazione è veramente tesa, è veramente grave ed è ovvio che se uno mi promette l'assunzione del mio credito e io faccio fronte a quel lavoro e poi il mio credito non viene ritirato da un istituto bancario, io mi trovo in forte difficoltà. E non tutte le aziende ce la fanno a portare avanti queste difficoltà, ma non perché siano state incoscienti nell'assorbire un lavoro, ma perché a loro sono cambiate la briscola del gioco. Se giochiamo a carte ed è il bastone che conta e poi va a denari, è ovvio che io ho perso la gara e quindi non ce la faccio più. Quindi quello che noi vogliamo è che ci siano certezze, non possiamo essere multati oggi per aver messo ieri in una macchina dove era possibile parcheggiare, oggi è divieto di sosta e tu me la multi. È ovvio che questo crea una forte difficoltà alle nostre aziende e quindi incertezza sulla continuità e sulla potenzialità di asservire i lavori. Quindi a noi deve essere detto sì, questo lavoro tu lo puoi fare, sei a posto, lo puoi eseguire, c'è stata la congruità dei costi, la certificazione da parte dei tecnici, hai maturato il credito, ti avevamo detto che la banca te lo ritira, la banca te lo deve ritirare, perché se così non è, noi che siamo coloro i quali hanno fatto grossi investimenti, hanno pagato i dipendenti, hanno comprato i materiali, ci troviamo nell'impossibilità poi di far fronte a tutto quello che abbiamo sostenuto economicamente. E quindi c'è chi ce la fa, c'è chi non ce la farà, c'è chi pur di andare avanti accetterà di cedere il proprio credito a dei costi che dovevano essere 10, a delle vendite pari a 10 che adesso saranno 9 e quindi con un'ulteriore passività che servirà comunque per tirare avanti la baracca, ma non è così che si fanno le regole, non è così che ci si comporta e questa è un po' una colpa che faccio a chi ha legiferato, a chi è cambiato in corso del gioco le regole e un pochino anche gli istituti finanziari che hanno fatto tante promesse ed ahimè anche loro si trovano nell'impossibilità di ritirare questi crediti con delle situazioni economiche però che sono completamente diverse da quello che è un'imprenditoria sì, è un imprenditore con un'azienda. È per questo che faccio molto spesso accenno anche a questo concetto di etica, di ethos, no? E quindi delle scelte che si riferiscano alla bontà, alla verità,
al giusto, al corretto, perché così deve essere, altrimenti le cose non possono andare avanti. E poi il grande concetto che ci dovrebbe appartenere, che come dicevo prima, la rigenerazione, per venire anche un po' alla sua domanda della continuità, in effetti non può essere un appalto che si conclude, ma la rigenerazione deve essere un processo in continuità che si acquisisce giorno dopo giorno con la volontà di rendere questo pianeta dove ci viviamo noi e ci vivranno anche i nostri figli, e quindi ci dovremmo tutti lo dovremmo amare, no? Voi sapete che l'edilizia è quella che, ahimè, crea un maggior inquinamento, parliamo del 62% di polveri sottili, il 48% di CO2, parliamo di scarti, e quindi ecco un'edilizia che la fa da padrona in questa situazione di Covid. Quindi noi per primi dovremmo essere attenti a questo mondo che viviamo. Le spese di riscaldamento per le nostre abitazioni surgono ad essere circa il 67% delle spese generali che ci sono in una casa. Quindi voi capite quanto importante sia avere una casa che non sia energivora, avere un fabbricato dove l'isolamento sia perfetto, sia a livello delle murature, sia come serramenti, sia a livello del tetto. Ecco, questo noi dovremmo raggiungere piano piano. E il Veneto finora è stato anche esempio, perché a livello nazionale è la seconda regione in termini di investimento. C'è la Lombardia e poi ci siamo noi con 4 miliardi e 2 circa di investimenti fatti. Poi c'è il Piemonte, poi c'è l'Emilia Romagna, poi c'è il Lazio. Ecco. Per cui siamo anche virtuosi. Certo è che se viene bloccato com'è, perché oramai è sancito, il bonus per le case, no, a dicembre abbiamo fatto molto poco, c'è ancora molto da fare. L'hanno tenuto aperto per i condomini perché il 23 esiste, poi sarà penalizzato e sarà il 70% nel 2024, il 65% nel 2025, ma quante sono le case singole che hanno la necessità di essere performanti? No? Tante, per cui Presidente, questa mancata proroga dei termini, come lei ricordava giustamente, che conseguenze potrebbe avere? Mi spiego meglio. Ci sono cantieri già aperti, interventi su abitazioni già in atto, si riuscirà a stare dentro i termini, cioè per le case, per i lavori già iniziati? Che scadenze ci sono per portare a termine i lavori per poi ottenere questo, per essere nei termini del bonus? Allora, sono quelli che dicevo prima. Per le case singole dobbiamo raggiungere entro il fine di questo mese il 30% delle lavorazioni eseguite, e questo ti dà l'opportunità di avere il 110 che scade comunque a dicembre di quest'anno. Questo per tutte le singole abitazioni, diciamo, unifamiliari. Per quanto riguarda i condomini, il 110 rimarrà fino a tutto il 2023. Sarà nel 2024 ridotto al 70% e al 2025 ridotto al 65%. Quindi per i condomini diciamo che un pochino di spazio c'è. Noi come ANCE avevamo detto allargate e date un attimino di tempo in più per dare ultimate le opere a soprattutto le case singole che scadono adesso, perché oltretutto le operazioni non sono continuate con la ovvia celerità, perché nel dubbio che il mio credito non venisse assunto da terze persone è ovvio che qualcuno si è fermato. Allora, in questo groviglio di situazioni, in queste perplessità, con questi dubbi, con queste difficoltà, si chiedeva, visto che ci siamo fermati per 4 o 5 mesi, riuscite a posticiparlo? C'è stato detto di no, perché nel decreto aiuti io non ho ancora visto questa opportunità, se non quella, come diceva giustamente lei, della quarta cessione del credito. Noi avremmo voluto avere un pochino più di tempo, non perché in questo periodo noi abbiamo fatto i lazzeroni o siamo andati solo un mese in montagna o al mare, abbiamo lavorato anche in estate, però
dobbiamo lavorare con la certezza di determinate situazioni, altrimenti non possiamo fallire per sistemare le case di altri che ci hanno promesso ci avrebbero dato i soldi e poi non ce li danno. Nel dubbio ci fermiamo. Volevamo fosse portata avanti questa opportunità, la ritenevamo oltretutto seria, onesta, logica, razionale, giustificata e anche comprensibile. Così non è stato e quindi ci troviamo molto spesso ad essere degli attori passivi in questa situazione di cose che dobbiamo, ahimè, solamente sopportare. L'ultimissima domanda, immagino che a fronte di questo quadro che lei ci ha disegnato ci siano imprese anche alla luce dei rincari che di giorno in giorno cambiano, quindi è anche difficile poi immagino fare un preventivo per un qualsiasi intervento visto come i prezzi oscillino e anche con delle variazioni molto importanti. Immagino che ci siano anche imprese che si trovino costrette a rinunciare a fronte di commesse che magari ci sono, ed è un paradosso che si sta ripetendo in molti settori: le commesse ci sono ma costa troppo evaderle e quindi si rinuncia al lavoro. Ahimè, succede anche a noi. Noi abbiamo quotidianamente stiamo rinunciando a degli interventi, un po' perché ci chiedono lo sconto in fattura che non siamo in grado di affrontare, e un po' perché il continuo aumento dei prezzi, la difficoltà di reperire determinati materiali fanno sì che lavori già assunti o vengono ricontrattualizzati sia nella pubblica amministrazione e sia con i privati, e allora se c'è quell'attimo di maggior ristoro compensativo in questo momento di prezzi si possono affrontare, altrimenti non si possono fare, perché l'aumento non è stato di qualche punto percentuale. Noi parliamo che in un cantiere mediamente l'aumento si aggira attorno ad un 30-35%. Non è aumentato solo il ferro dell'80%, fosse solo quello, all'interno di un cantiere potrebbe essere, tra virgolette, in parte sopportato, ma quando in un cantiere il laterizio è aumentato del 30%, il ferro è aumentato del 80%, il rame è aumentato del 40%, il calcestruzzo è aumentato del 50%, dove i trasporti sono aumentati, il gasolio per trasportare i collaboratori al lavoro è aumentato, oddio, qua è veramente aumentato tutto, per cui o c'è una rigiditazione di quelli che sono i nostri prezzi, oppure noi siamo obbligati a fermarci. Se ci fermiamo noi, si fermano non solo le famiglie che lavorano, dei nostri collaboratori che lavorano, ma si ferma un'economia che è ben più ampia, perché come dicevo prima, se l'edilizia fa un terzo del PIL nazionale non lo fa a caso, e quindi si ferma un indotto che io ritengo essere un po' la linfa vitale dell'economia nazionale. È anche per questo che i nostri politici dovrebbero essere particolarmente attenzionati a questa situazione di cose. Poi noi usciamo anche da un periodo veramente importante di crisi, perché dal 2008 al 2018 abbiamo tirato la cinghia, abbiamo perso il 40% delle imprese, abbiamo perso quasi il 55% dei nostri collaboratori. Non abbiamo i granai pieni di frumento per cui ulteriori periodi di crisi possono essere compensati con le provviste che avevamo fatto gli inverni scorsi come le brave formiche. No, periodo 2008-2018 siamo ripartiti, è arrivato il Covid, siamo ripartiti, i parametri erano tutti in aumento e anche il 2029 ha un segno positivo rispetto al 2021. E adesso siamo ripiombati nella difficoltà di questo 110 che aveva lusingato clienti, imprese, avevamo fatto investimenti perché insomma c'era tanto, veramente tanto da fare, e poi adesso ce lo bloccano con questa cessione, per cui lei capisce che il nostro stato è veramente precario, è veramente difficile, e la nostra malattia è particolarmente grave se non riusciamo a trovare il giusto antidoto e la giusta medicina o l'antibiotico per farci andare avanti. Quello che
ahimè, io non riesco a risolvere, è che in questa situazione di cose da soli non ce la facciamo, e quindi mi riferisco sempre al solito concetto della politica, che non può essere sorda e non può essere cieca a queste esigenze. È un problema di carattere sociale, questo non è solo un problema legato all'edilizia in sé, è un qualcosa di ben più grande. Presidente, grazie davvero. La sua è stata un'analisi lucida, ma dalla quale emerge la preoccupazione e anche l'amarezza per quella che è la situazione del vostro settore, e anche forse una mancata attenzione dovuta a quello che è un'importante voce della nostra economia. Grazie a Paolo Ghiotti, Presidente ANCE Veneto. Torneremo ad aggiornarci con lei, sperando che la situazione migliori e che ci sia quella continuità e quella sicurezza che voi chiedete. Grazie e buon lavoro, a presto. Grazie a voi, io sono in genere positivo, però non posso negare questo momento di tristezza, ma ce la faremo. Come sempre, grazie davvero. Grazie Presidente, buon lavoro. È un'analisi, lo abbiamo detto, amara, c'è il dato di fatto, la situazione è questa, è difficile a volte tirare fuori l'ottimismo di fronte a questi numeri. Voglio chiedere a Walter De Cassan, Presidente Federalberghi Belluno, lo saluto, lo ringrazio, buongiorno, ben ritrovato, grazie per essere con noi. Se quell'amarezza, quella preoccupazione, non so se ha avuto modo di cogliere qualche battuta del Presidente ANCE Veneto, la fate vostra. Immagino che il bilancio di quest'estate 2022 finalmente, senza restrizioni, sia un bilancio positivo per la nostra meravigliosa montagna, ma si guarda già all'inverno, all'autunno, e si devono fare i conti con tutto quello che ha a che fare con i rincari. Buongiorno Presidente. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Ma effettivamente anche sul nostro settore c'è molta preoccupazione per la stagione invernale in arrivo, perché purtroppo questi rincari dell'energia, del gasolio da riscaldamento, che non ha avuto la riduzione delle accise al pari del gasolio da autotrazione, diciamo, sta mettendo in difficoltà molte imprese. Siamo al punto che io personalmente, ma anche altri colleghi, vedo che non si può ancora fare un listino prezzi per l'inverno, perché stiamo cercando di capire come comportarci. Non sappiamo con precisione se ci saranno ulteriori aumenti sui prezzi degli ski pass. Quindi la situazione è abbastanza complessa anche per noi. Chiaro, l'estate è andata molto bene, sono tornati gli stranieri. Agosto si è fermato sui livelli normali, diciamo, non ha avuto grossi sussulti grossi aumenti locali rispetto al 2021-2020, ma invece c'è stato un ottimo riscontro su giugno e luglio, e anche ora su settembre, complice anche il bel tempo, perché abbiamo avuto un'estate calda, meravigliosa, di sole, eccetera, quindi l'estate si può dire che sia andata bene. Che aumenti rispetto agli anni, considerando sempre però che erano anni ancora che dovevano fare i conti con le restrizioni, quindi anche con l'assenza dei turisti stranieri, che percentuali in più abbiamo avuto sulle nostre montagne di presenze quest'anno? Ma in tutta onestà i numeri non li so, perché non sono ancora pubblicati i numeri dell'estate. È troppo presto anche effettivamente per chiudere il bilancio estivo. Esattamente, un pochino presto per chiudere il bilancio estivo. Su agosto diciamo che siamo andati circa in pari con gli ultimi 2 anni, perché agosto si sa che è prerogativa degli italiani, però nonostante tutto c'erano molti stranieri anche durante il mese di agosto quest'anno. Invece su giugno e luglio gli aumenti penso possano essere con tutta tranquillità 2 cifre. Presidente, questa soddisfazione per quest'estate è però, come detto, in qualche modo mitigata, contenuta dalle preoccupazioni per l'inverno. Mi ha fatto specie quello che lei ha detto, non possiamo fare dei tariffari, quindi immagino che ci saranno quelle tariffe variabili. Nel momento, io penso ad un turista che intende prenotare una settimana presso una vostra struttura per l'inverno, che cosa si sente rispondere quando chiede
chiede qual è il prezzo della stanza. Ma io credo che per riuscire a starci coi bilanci dovremmo arrivare a un aumento. Attenzione, ricordiamoci che 2020 abbiamo fatto mezzo inverno, 2021 non l'abbiamo fatto, l'inverno 2022 è andato benino e le tariffe in questi anni si erano anche fermate, perché per raccogliere il maggior numero di clientela era chiaro che c'era stato un attimo un blocco delle tariffe, però io purtroppo prevedo per il prossimo inverno che ci siano dei rischi di aumenti degli alberghi anche tra il 10 e il 20%, e la cosa effettivamente è rischiosa sotto un certo punto di vista, nel senso mi arrischio ad aumentare le tariffe correndo il rischio di aver meno gente, tengo le tariffe basse, è qui che entra in gioco, come diceva lei, quella dinamicità delle tariffe, che però funziona solo sul breve periodo. Non funziona di certo se io devo stabilire adesso le tariffe di febbraio, come comportarmi. Quindi un cliente che intende prenotare la settimana bianca in febbraio, perché poi magari è in concomitanza con la pausa delle lezioni per le vacanze di carnevale eccetera, dovrà farlo alla cieca, senza sapere quello che potrebbe essere il prezzo della prenotazione, della camera. No, nel senso che il prezzo viene fatto, sapendo che potrebbe esserci un rincaro. Però io se stabilisco oggi un prezzo per febbraio col mio cliente, non è che a un certo punto gli possa dire guarda che il prezzo ti aumenta del 10%. Purtroppo non posso farlo. Per quello c'è una situazione un po', chiamiamola attendista, di capire se si ferma questo aumento dei costi dell'energia e del gasolio, perché ricordiamoci che in provincia di Belluno poche sono le zone metanizzate, quindi tanti alberghi viaggiano sul riscaldamento a gasolio, di conseguenza stiamo cercando di capire se questo aumento, questa corsa dei prezzi si ferma o aumenta ancora, a parte che se a luglio dell'anno scorso a me un kilowattora di energia costava 22 centesimi e quest'anno me ne costa 77 a luglio e 84 ad agosto, è chiaro che con qualcosa devo aumentare per forza, perché ci sono certi costi che sono incomprimibili, frigoriferi, macchine del caffè, lavastoviglie, lavatrici, eccetera. Quelli sono macchine energivore che consumano un botto di energia. Quindi... Prego. Sì, stavo dicendo che non si possono tenere i clienti al buio o al freddo. Tanto più quando parliamo di alberghi in montagna, e quindi quando sappiamo che l'inverno, quando c'è, è un inverno freddo. E poi voi dovete anche anticipare rispetto magari alla pianura, all'accensione dei riscaldamenti, per cui chiaramente gli aumenti sono ancora più significativi. Sì, chiaro, perché all'inizio stagione devi accendere il riscaldamento almeno un 4, 5, 7, anche 7 giorni, perché hai bisogno di scaldare i muri. Quello che si dice bisogna riscaldare i muri perché ci sia la temperatura che sia poi sempre costante. Quindi c'è anche questa problematica qui, per cui, ripeto, non ho idea di cosa possa succedere nelle prossime settimane. Ecco, adesso proprio stamattina ne parlavo col mio segretario dei Federalberghi di Belluno, di verificare un po' con tutti i colleghi delle varie Federalberghi delle regioni alpine che comportamento c'è e anche quali misure da intraprendere nei confronti del governo, dire signori, qui siamo usciti da 2 anni di disastro, un inverno completamente chiusi. Sì, in Regione Veneto sono arrivati fortunatamente fra il fine luglio e agosto i ristori della stagione 2021 persa. Però è chiaro che con questi non puoi adagiarti sugli allori
e sperare che la situazione cambi. Sì, è entrato in cassa quello che non era entrato nel 2021, però c'è il rischio anche di blocco degli investimenti, e quella era anche un'altra problematica, che se uno con i ristori dell'inverno perso 2021 aveva intenzione magari con quei soldi lì di fare qualche investimento, adesso questo investimento è a rischio. Presidente, torniamo subito su questo. Le chiedo di pazientare proprio 3 minuti perché ho la collega Valentina Visentin in Piazza Duomo a Padova per un aggiornamento di cronaca. Chiedo scusa Presidente, le faccio attendere proprio 3 minuti e vado a Padova dalla nostra Valentina Visentin per questo allarme RIS che nel cuore della città di Padova ogni sera anima quella zona, e naturalmente c'è l'allarme dei commercianti e degli esercenti. Valentina, mi senti? Buongiorno. Sì, buongiorno Francesca. In realtà era un periodo che qui in Piazza Duomo queste risse così violente non se ne vedevano, e purtroppo però sono ricapitate. L'episodio è avvenuto qui, proprio dove mi trovo io in questo momento, Piazza Duomo, dove ci sono i plateatici, sabato 10 settembre. La rissa con le immagini che vedete, che vi abbiamo mostrato, sono state proprio registrate dai clienti che erano seduti ai tavolini di questo locale. Quindi purtroppo sono ritornati questi episodi, tant'è che alcuni baristi hanno chiesto un presidio fisso qui in questo luogo, che è un luogo, diciamo sì, di movida padovano, perché è nel cuore della città. Tuttavia abbiamo appena sentito anche l'assessore alla sicurezza Diego Bonavina, ha detto il presidio al momento non è necessario in questo luogo. In questo luogo è già stata potenziata la vigilanza, perché come potete vedere nei mesi scorsi, negli anni scorsi sono state installate delle telecamere di videosorveglianza particolari di ultima generazione. Sono proprio all'angolo di Piazza Duomo. Sono telecamere che servono proprio per garantire la sicurezza di questo territorio, di questa zona della città. I presidi, ha detto l'assessore Bonavina, il presidio non è necessario, ma ci sarà comunque un passaggio di vigili, di forze dell'ordine, ma un posto fisso non è necessario qui, perché comunque la zona tutto sommato non contava episodi così violenti almeno da un bel po' di tempo. I commercianti però invece sostengono che sia necessario, quindi vedremo. La polemica ovviamente si è infiammata, e oggi il tema principale della giornata è proprio questo, la rissa avvenuto in Piazza Duomo. Nelle edizioni serali dei nostri telegiornali, insomma, vi faremo sentire le varie reazioni. Intanto in città questo è il tema all'ordine del giorno. Da Piazza Duomo è tutto, se non ci sono altre domande, Francesca, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Valentina Visentin, buon lavoro questa sera a tutti i dettagli e tutte le voci raccolte dai colleghi per questi episodi in centro a Padova. Ritorno da Walter De Cassan, presidente Federalberghi Belluno, diceva non possiamo fare investimenti perché non c'è la certezza. Immagino, Presidente, che non ci sia nemmeno la certezza di poter pianificare quello che sarà il lavoro da qui ai prossimi mesi, quindi come personale, come proprio come l'attività degli alberghi, non sapendo se ci saranno, e noi ci auguriamo che ci siano i turisti, perché insomma le nostre montagne vanno vissute ogni giorno dell'anno. Ma le chiedo, qualche suo collega sta pensando, magari immagino alle strutture, alle realtà più piccole, sta anche pensando se sarà opportuno o meno tenere aperto in inverno alla luce di questi rincari, o è un'opzione al momento non sul tavolo, è proprio come ultima ratio? Io spererei fosse l'ultima ratio, però c'è il rischio concreto che effettivamente qualcuno si metta carta, penna e calamaio a fare un attimo di conti, a capire se gli convenga tenere aperto o meno, perché specialmente non tanto le strutture piccole, perché magari una gestione familiare non hai problemi di personale, almeno un lavoro un po' più ridotto, ma le strutture grosse potrebbero certo essere un po' più preoccupante, perché allora devi assumere il personale, fai fatica a trovarlo, il costo del lavoro purtroppo è sempre spaventosamente alto, e quindi potrebbero decidere di aprire o a ranghi ridotti
quindi magari anziché 4 piani, per dire, aprirne solo 2 o 3, in modo da contenere un attimo i costi di gestione, perché ripeto, questa problematica non ci voleva in questo momento, questa situazione, però rischia di mettere a repentaglio la vita di tante aziende, anche perché ricordiamoci il problema per l'inverno riguarderà la montagna e le città d'arte, e in misura un pochino minore le città d'arte. Non riguarderà fortunatamente chi è al mare, perché chi è al mare adesso con fine settembre, metà ottobre chiude e poi riapre a primavera, con non si sa che prospettive però ovviamente. Però la problematica attualmente è di nuovo purtroppo sulla montagna. È l'ennesima tegola per il vostro territorio che chiede attenzione, da sempre chiede attenzione, eppure ancora una volta ci ritroviamo a parlare di un territorio in sofferenza, nonostante sia un territorio meraviglioso che potrebbe avere grandi numeri. Sì, purtroppo è un territorio che tante volte dalla politica non ha il rispetto che si merita. Una politica che non capisce cosa voglia dire vivere in montagna. Sto seguendo anche in questi giorni questa campagna. Ma qualcuno che parla della montagna c'è? Io non ho sentito nessuno, nulla. Il vuoto, il buio. Signori, esistiamo anche noi. Noi abbiamo bisogno di servizi. La montagna ha bisogno di servizi per evitare lo spopolamento. Abbiamo bisogno di infrastrutture, abbiamo questa continua lentezza, siamo in ritardissimo per le Olimpiadi sulle infrastrutture, è veramente allucinante la situazione. Beh, è un appello forte e chiaro che non lascia dubbi, e quindi ora non resta che arrivi a destinazione per chi sarà al governo dopo il 25 settembre. Presidente, io intanto la ringrazio, questa è una prima parte e poi torneremo ad aggiornarci anche noi man mano che ci saranno delle novità quando si aprirà effettivamente la stagione invernale. Vedremo, insomma, faremo di nuovo il punto della situazione, ma noi ci auguriamo che possa essere davvero la stagione invernale del riscatto per la montagna, che se lo merita dopo le sofferenze degli anni scorsi. Grazie davvero al Presidente di Federalberghi Belluno, Walter De Cassan, buon lavoro e a presto. Grazie a lei, e auspichiamo veramente questo ritorno alla normalità e alla vita normale oltre. Grazie ancora. Ce l'auguriamo, grazie a lei, grazie davvero Presidente. Questa era la finestra aperta sulla montagna veneta, che ha bisogno di risposte, perché avete sentito, insomma, i numeri sono importanti e il rischio è concreto che ci siano difficoltà per tutto quello che è il mondo degli hotel, degli alberghi, della montagna. Adesso noi ci fermiamo, abbiamo il meteo, la pubblicità e poi lo spazio con il confronto tra alcuni candidati alle prossime elezioni, e ci sono tanti temi di cui discutere. A tra poco. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del Contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al meteo. Un fronte instabile raggiunge il nostro territorio, causando un graduale peggioramento del tempo. Caldo anomalo, poi passeremo dall'estate all'autunno. Intanto il dettaglio di giovedì 15 settembre. Sul Veneto la grafica ci mostra una situazione buona, la probabilità di precipitazioni sarà nel complesso medio-bassa. Prevarrà il sole, anche se nel pomeriggio saranno possibili più nubi sui rilievi, con temporali sparsi in locale estensione poi anche alle pianure limitrofe. Venti moderati da ovest, temperature stazionarie, minime tra 15 e 22 gradi, massime invece comprese tra i 27 e i 31 gradi all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il contesto risulterà a tratti instabile. Al mattino avremo maggiori schiarite, frequenti rovesci invece dalle ore pomeridiane, anche intensi, specie al confine con la Slovenia. Temperature minime sui 18-23 gradi, massime intorno ai 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà in buona parte soleggiato ma con piogge, specie a partire dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 15-17 gradi, massime sui 27-28 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Rieccoci in diretta e come anticipato prima della pausa pubblicitaria siamo allo spazio del confronto tra i candidati. Mancano esattamente 10 giorni al voto del 25 settembre, la campagna elettorale è sempre più accesa anche per quelle che sono notizie che arrivano da fuori i confini italiani, e allora iniziamo a salutare, a ringraziare gli ospiti che sono con noi. Buongiorno a Paolo Perenzin di Sinistra Italiana, grazie per essere con noi. Buongiorno a Mattia Fantinati, all'onorevole Mattia Fantinati di Impegno Civico. Buongiorno, e stiamo in attesa di collegarci anche con il senatore Andrea Causin di Noi Moderati. E allora inizio subito con l'onorevole Fantinati, che ci dovrà lasciare alle 14 per impegni, perché insomma il Parlamento continua a lavorare e quindi ci sono tante cose, ci sarà appunto il voto, e quindi iniziamo subito da questo tema che chiedo a tutti e tre i miei ospiti, ed è quello di queste ombre sulla nostra campagna elettorale, sulle elezioni, ombre dalla Russia, e questo è il dossier segretato dagli Stati Uniti. Come può influire su questa campagna elettorale e sul voto, onorevole Fantinati, e poi vado da Paolo Perenzin? Le ombre della Russia negli ultimi anni sulle campagne elettorali ci sono state abbastanza sovente, se ne è parlato anche con Trump, se ne è parlato anche con la Brexit. Io effettivamente ho letto come voi, chiaramente nell'oscuro di tutto, di queste ombre di soldi dati ai partiti, e la cosa è una cosa che non ci deve essere. I cittadini italiani devono votare liberamente, non perché i partiti vengono finanziati dalla campagna elettorale russa, ma al di là è importante dirlo, perché se poi uno Stato o qualcuno finanzia una campagna elettorale di un partito, è chiaro che dopo da quel partito si aspetta qualcosa. Ora, io qui non voglio dire è successo o non è successo, però partiti che sono stati vicini alla Russia in questi ultimi anni ne abbiamo visti tanti, partiti che hanno, e mi riferisco sicuramente pensiamo a Berlusconi con Putin, pensiamo a Salvini con Putin, pensiamo al Movimento 5 Stelle con tutti i vari rapporti con Putin. Queste cose in questo periodo di guerra, dove la Russia, un regime totalitario antidemocratico, invade e aggredisce un altro paese e crea una guerra ai confini dell'Europa, questo tipo di finanziamenti non ci devono stare. Condivido molto la linea di Impegno Civico di Luigi Di Maio, che è il nostro leader politico, che dice che a questo punto il Copasir deve vigilare perché non ci possono essere influenze sulla campagna elettorale dell'Italia, ma deve essere una scelta dei cittadini italiani, che devono essere liberi di votare chi vuole. E poi chiudo dicendo che non è possibile che al giorno d'oggi ci siano partiti che prendono soldi da un paese aggressore che ha causato la guerra ai confini dell'Europa e indirettamente o anche direttamente ha causato l'innalzamento delle bollette a prezzi stratosferici.
Poi torneremo anche su questo, che è un tema molto molto importante, e proprio da quello che sarà il governo dopo il 25 settembre chiedono risposte gli imprenditori, famiglie e non solo. Per Enzin, queste ombre della Russia, come ha detto l'onorevole Fantinati, non è la prima volta che si parla di ingerenze da parte della Russia sulle nostre elezioni. No, non è la prima volta, e anche se ovviamente attendiamo di verificare tutte le indagini per capire se davvero questi rapporti e queste ingerenze ci sono stati. Chiaro che se ci fossero stati sarebbe una cosa assolutamente gravissima, perché evidentemente metterebbe a nudo il fatto che un partito che ha avuto responsabilità di governo e che potrebbe averne ancora dopo le elezioni del 25 settembre in realtà non sia in condizione di elaborare in maniera libera una politica per l'Italia nel contesto europeo, e quindi mi verrebbe da dire, scusate l'espressione dialettale, ma altro che paroni a casa nostra. No, in realtà qui battiamo i pugni sul tavolo e ce la prendiamo con tutti, con tutto il mondo, con chi arriva da fuori magari, ma poi siamo succubi di fronte ai potenti. Questa cosa a nostro modo di vedere non funziona. Dopodiché vorrei richiamare un po' l'attenzione su un altro aspetto, e cioè dire in estrema sintesi che se l'Italia davvero vorrà provare a trovare una strada di sovranità piena anche in politica estera, non potrà farlo in altro modo se non rafforzando il suo ruolo in Europa e se non spingendo affinché l'Europa assuma davvero a tutti gli effetti un ruolo di Stato confederale. Questo passa evidentemente anche per una politica di difesa comune, perché soltanto se in Europa saremo in condizione di avere una politica di difesa comune, allora anche saremo in condizione di giocare una partita sullo scacchiere internazionale, che è la nostra partita e che deve essere quella che è in condizione di usare la forza dell'Europa, che è grande, per cercare di riportare un ordine e un equilibrio a livello globale ed evitare la guerra. L'Europa ha questa missione storica in questo momento, non fosse altro perché le grandi catastrofi del Novecento le abbiamo vissute sul nostro suolo. Quindi o siamo in condizione noi di giocare una partita per la pace e per far parlare le diplomazie, e per fare questo evidentemente serve una politica comune anche in materia di difesa, altrimenti anche l'Europa, non solo l'Italia, sarà costretta ad andare al traino da una parte della Russia, dall'altra degli Stati Uniti e della NATO, dall'altra ancora evidentemente in prospettiva della Cina. Saluto, l'ho visto che si è collegato il senatore Andrea Causin di Noi Moderati. Ben ritrovato senatore, anche a lei la stessa domanda fatta agli altri ospiti, e relativa appunto a queste ombre che ci sarebbero, che emergerebbero da questo dossier segretato dagli Stati Uniti sulle ombre russe sulla nostra campagna elettorale, sulle elezioni politiche. Allora, se fosse vero, si tratta di un fatto grave, perché l'Italia non è libera, ma io lo dico, lo premetto, io sono di parte, sono un uomo nato perché ho fatto parte per 5 anni dell'Assemblea parlamentare della NATO, lo dico con orgoglio di essere una persona che ha fatto parte dell'organizzazione del Patto Atlantico. Non siamo liberi non perché qualcuno ci ha imposto la non libertà, ma perché noi storicamente abbiamo scelto di essere da una parte del mondo, di aderire alla NATO, di essere amici degli Stati Uniti, perché condividiamo i valori degli Stati Uniti, condividiamo i valori dell'Occidente, condividiamo i valori della NATO. Siamo oggi il paese che forse in misura maggiore in termini di unità di personale contribuisce alle missioni ONU che vengono poi demandate alla NATO con uomini e mezzi. Ci siamo distinti nelle missioni, comandiamo la missione UNIFIL in Libano, comandiamo anche tante altre missioni, abbiamo dato un contributo importante, e quindi pensare che ci siano partiti politici, a prescindere che siano del mio schieramento o di un altro, che in qualche modo abbiano legami economici con Russia Unita o con il governo della Russia, è sicuramente un fatto grave, e sarebbe utile per i cittadini che questa cosa fosse nota. Adesso sono anche un po', tra virgolette, preoccupato che si dice sì, ci sono dei dossier però sono segretati, per quello che riguarda l'Italia sì, ci sono però non ci sono i dati. Io credo che bisognerebbe su queste cose fare un'operazione di grande trasparenza, perché i cittadini hanno diritto di sapere. Io non penso che tutto sia uguale a tutto, penso che ci sia un aggredito, un aggressore sulla vicenda del conflitto che la Russia ha innescato in territorio ucraino, penso che ci sia una violazione della integrità territoriale di uno Stato libero, penso che ci sia una violazione della libertà democratica di uno Stato, e penso che l'Europa e l'Italia abbiano scelto di stare dalla parte giusta. Se qualche esponente politico o qualche partito in Italia
ha costruito rapporti che sono anche consolidati ed economici con Russia Unita e con la Federazione Russa, io credo che sarebbe molto più corretto dirlo prima piuttosto che si sappia nel momento che si desecreta un dossier. Causina, si tornano ad alzare i toni a proposito del conflitto in Ucraina insomma è un conflitto, lo ha detto anche la NATO, destinato probabilmente ad andare avanti per anni, noi ci auguriamo come sempre, ce lo auguriamo da quel febbraio che la pace arrivi presto. Certo è che ci si interroga su quello che è il ruolo in questo conflitto che sta giocando l'Europa e l'Italia. Si è parlato di un'Europa unita, ma non sempre si è dimostrata così unita. Qual è il ruolo dell'Europa secondo lei, secondo il suo partito, la sua coalizione, per il futuro, e il ruolo che l'Italia deve giocare all'interno di questa Europa? La domanda che faccio a lei, che poi farò anche ai suoi colleghi candidati. L'Europa si è trovata assolutamente impreparata. Che la Russia avesse un disegno neoimperialista di riappropriarsi della sfera di interesse dei paesi che facevano parte dell'ex cortina di ferro, questo non è un mistero. Se uno va a leggere i documenti ufficiali del Cremlino dal 2010 in poi, insomma, il disegno era molto chiaro. Ed era altrettanto chiaro che gli Stati Uniti, in sede di assemblea parlamentare della NATO, ma anche in sede della NATO stessa, avevano chiesto ripetutamente ai singoli Paesi membri dell'Unione Europea di raggiungere il 2% del prodotto interno lordo per le spese militari, perché gli Stati Uniti non avevano più nessuna intenzione di attendere alla sicurezza dei Paesi europei, perché per gli Stati Uniti il fronte caldo era diventato il Pacifico, era diventato il confronto con la Cina. Io penso che le grandi cancellerie europee, ma anche l'Italia, pur essendo, ripeto, un paese fortemente contributore delle missioni NATO, abbiano sottovalutato sia la scelta degli Stati Uniti sia il neoimperialismo russo. Quindi noi siamo arrivati oggi in grande ritardo. È anche vero che quello che è accaduto è un'occasione, secondo me, per accelerare il tema della politica estera unitaria dell'Unione Europea, ma anche la politica di difesa. Io sono stato 9 anni e mezzo in Commissione Difesa. Ci sono dei sistemi d'arma, dei sistemi di difesa che non possono essere portati avanti da singoli paesi. Quando noi parliamo di cyber security, non è che possiamo pensare che nell'Unione Europea ciascun paese si attrezzi per la cyber security. Ci vogliono dei linguaggi unitari, ci vogliono dei programmi d'arma unitari, ci vuole anche una scelta coraggiosa di andare verso una politica di difesa unitaria, che vuol dire anche un esercito unico europeo. Se in uno Stato, diciamo, ordinario queste scelte potevano essere scelte da declinare in 30 anni, oggi credo che siano scelte che devono assolutamente essere accelerate. Da questo punto di vista, sia noi moderati ma anche i partiti del centrodestra, in modo particolare penso alle parole chiare di Giorgia Meloni sull'argomento, non c'è nessun dubbio sia da che parte stare, sia che questi percorsi debbano essere fatti rapidamente. Ecco, ci auguriamo che al di là della guerra, della situazione di conflitto, che possa trovare rapidamente una soluzione diplomatica, però l'Europa non può non essere attrezzata sulla difesa. Onorevole Fantinati, un'Europa attrezzata sulla difesa, ma alla quale si chiede anche una regia, una responsabilità per quelle che sono le sfide che interessano tutti i paesi europei, pensiamo al caro energia ma non solo, quindi un'Europa che deve tornare forte per non essere schiacciata tra Cina, Stati Uniti. Non la sentiamo? Ok, adesso la sentiamo, prego. Qui dobbiamo essere chiari, l'Europa non può restare da sola e isolata, non può non può rimanere schiacciata. L'abbiamo visto anche ora, soprattutto con un conflitto alle porte. Immaginiamoci se l'Ucraina capitolasse domani mattina e Putin, con la sua, diciamo, sete di potere e di imperio colonialista di stampo zarista, invadesse anche un paese dell'Europa. Questo sarebbe molto molto pericoloso, ancora di più avrebbe conseguenze su tutto quello che ci sta succedendo proprio oggi. C'è poco da fare, dobbiamo essere chiari, i politici devono essere chiari. L'inflazione al 9%, il prezzo dell'energia così elevato, è causa di Putin, della Russia e di tutti i partiti
che stanno in qualche modo velatamente appoggiando questo tipo di politica. Io ho sentito prima il mio collega senatore, che forse lui la pensa in questo modo, atlantista e europeista come lo sono io, però ci sono, diciamo, i suoi colleghi di partiti, la Lega, soprattutto Fratelli d'Italia, che velatamente, soprattutto la Lega, appoggia molto il regime di Putin e in qualche modo un po' sgradisce la NATO, sgradisce l'Europa e quant'altro. Qua dobbiamo essere chiari, perché il tetto del gas, quindi il tetto al prezzo dell'energia, l'Italia non può metterlo da sola, ma deve essere fatto a livello europeo, perché bisogna staccare la possibilità di fare speculazioni a Putin. Dobbiamo staccargli, dobbiamo rompergli il giochino. Lo possiamo fare soltanto a livello europeo. L'Italia non lo può fare. Poi sento anche in giro tanti slogan che dicono dobbiamo chiedere scusa a Putin, dobbiamo togliere le sanzioni e quindi magicamente il prezzo del gas e dell'energia torna a quello di prima del conflitto. Questa cosa tecnicamente non è possibile. Prima i partiti di destra lo dicevano, poi magari qualcuno gli ha spiegato che tecnicamente non è possibile e grazie al cielo non lo stanno più dicendo, perché è una cosa che magari può essere bella a dirsi, ma tecnicamente non è realizzabile. Ora, verissimo, l'Europa deve essere sempre più forte, sempre più coesa. Condivido tantissimo sul fatto che su certe determinate tecnologie, sulla difesa, sulla cyber, io mi occupo di digitalizzazione, di cyber security, le cose principali, quelle che effettivamente sono da fare, è un meccanismo di cooperazione internazionale, perché nessun paese può difendersi dagli attacchi cibernetici da solo e questo è fuori discussione. Poi mi permettete una cosa, sul tetto del gas, che è una competenza europea, però posso dire anche che Impegno Civico per quanto riguarda il caro bolletta ha proposto al nuovo governo, perché purtroppo questo non può farlo, perché quelli del centrodestra che dicono noi faremo, attenzione, quando c'era la possibilità di farlo però voi l'avete fatto cadere questo governo, quindi ora non si può farlo. Impegno Civico si batterà perché conti alla mano è possibile, grazie alla legge di impegno civico, ridurre le bollette dell'80%, di modo tale che la gente torni a pagare le bollette allo stesso costo che pagava pre-crisi. È una misura che costa 13,5 miliardi, la si può fare, chiaramente non questo governo ma il prossimo, senza fare ulteriore debito, perché questo governo e anche il prossimo non può fare uno scostamento di bilancio, non può fare debito, perché se fa debito siamo sempre nello stesso gioco. È l'unica forza noi che diciamo dove trovare i fondi, quanto costa, che si può fare. Io credo che anche le altre forze devono unirsi in questa battaglia, perché se il carrello della spesa costa il 9% in più, significa che i nostri stipendi valgono il 9% in meno. Perenzin, un'Europa regista per la difesa, ma anche per quelle che sono le tematiche a partire proprio dal caro energia. Sì, per quanto riguarda quest'ultimo punto, voi sapete la posizione dell'Alleanza Verdi-Sinistra è una posizione netta, forte e chiara, e cioè noi chiediamo che le aziende energetiche paghino il 100% sugli extra profitti che hanno realizzato in questi mesi, perché in realtà la speculazione sui prezzi del gas è iniziata prima della guerra, ha avuto un'accelerazione importante negli ultimi mesi, ma evidentemente questa speculazione è prettamente finanziaria, almeno evidentemente nel momento attuale e nei mesi che ci hanno accompagnato fino a qui, perché il gas che viene venduto ora è stato acquistato prima dell'innalzamento dei prezzi ai prezzi di allora, e quindi questo innalzamento sta creando degli extra profitti ingiusti e clamorosi, che sono un vero e proprio furto a tutti gli effetti, e devono essere restituiti ai cittadini e alle imprese. Su questo è il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministro Franco, che stima che siamo nell'ordine di 40 miliardi di extra profitti, ma probabilmente le stime ci portano anche a qualche cosa in più. E da questo punto di vista voi sapete che noi come Alleanza Verdi-Sinistra abbiamo presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma, ed è notizia di un paio di giorni fa che la Procura sta indagando per verificare se ci sono responsabilità penali sul comportamento che è stato tenuto finora.
Intanto a livello europeo, Perenzina, c'è questo piano del risparmio sul fronte energia del 5%. Si chiede l'ennesima sacrificio a famiglie e imprese che hanno già pagato tanto. Diciamo che il tema dell'energia va affrontato complessivamente. Il tema vero, al di là del piano del risparmio, che evidentemente è un palliativo che serve in questo momento immediato e che deve aiutare i paesi europei che sono in carenza di risorse che non arrivano più dall'estero di passare l'autunno e l'inverno, e quindi questo è un tema, e quindi con le misure di tampone si cerca di fare ciò che si può. Il tema vero è come vogliamo renderci il più possibile indipendenti e autonomi dal punto di vista energetico. Noi anche su questo punto abbiamo un profilo che è chiarissimo e nettissimo. Non tolleriamo che venga utilizzata nel momento di crisi attuale per cercare di rilanciare soluzioni di produzione di energia vecchie di decenni, anche se si ammantano di nominativi nuovi come il nucleare 4.0 di quarta generazione, chiamiamolo come vogliamo, e invece dobbiamo avere il coraggio di dire con forza che dobbiamo agire su due versanti. Uno è la riduzione dei consumi, due, soprattutto per quanto riguarda il sistema produttivo, un poderoso piano nazionale che faccia leva sulle rinnovabili. Qualsiasi altra soluzione corrisponde secondo noi ad utilizzare la situazione attuale di crisi per percorrere le vie più facili e che hanno il maggior grado di sponsorizzazioni da parte delle lobby potenti. Ricordo sempre questo dato: se avessimo continuato in Italia nel trend di investimento sul fotovoltaico degli anni 2011, 12 e 13, di quel triennio lì, ora dipenderemo dal gas russo molto meno di quanto dipendiamo in questo momento, circa il 60-70% si stima. Ecco, quindi da questo punto di vista noi non siamo disponibili minimamente a considerare altre soluzioni, anche perché, ricordiamocelo tutti, il tema vero e principale oggi, che rischia di andare sotto traccia anche in campagna elettorale rispetto alla guerra, e si capisce, rispetto alla crisi energetica, e si capisce, ma non possiamo permetterci di mandare in soffitta il tema vero, che è quello della crisi climatica. Ormai non abbiamo più tempo. Il pianeta sta andando fuori controllo, e se non riusciamo a contenere l'innalzamento della temperatura globale entro l'1,5 gradi degli accordi di Parigi nel giro di 10-15 anni, non ce la faremo più a fare che cosa? A conservare le condizioni di vita per l'uomo sul pianeta. La Terra è un pianeta che è vissuto miliardi di anni prima di noi e può vivere miliardi di anni dopo di noi. La speranza che avremmo è di utilizzare l'intelligenza di cui come esseri umani siamo dotati per evitare il peggio e per trovare assieme soluzioni ad una situazione che è assolutamente drammatica. Onorevole Fantinati, questa regia europea per il risparmio energetico, questi ulteriori sacrifici, ma la necessità è quella di guardare al futuro e quindi di investire anche in questo caso a livello europeo, non solo tra i singoli paesi che già, abbiamo capito, si stanno muovendo in modo sparso per far fronte a questi rincari e per delle energie e fonti alternative. Su questo non c'è dubbio. Io da ingegnere avevo seguito anche, diciamo, la progettazione di tantissimi impianti ad energie rinnovabili prima di essere deputato, e quella fu una bolla che il governo gestì molto male, diede degli fondi a pioggia per dopo correre un po' ai ripari perché ne aveva dati troppo. Ora questo non funziona. Il faro devono essere degli investimenti verdi sulle energie rinnovabili. L'Italia è l'Arabia Saudita delle energie rinnovabili. Abbiamo il vento, abbiamo il mare, abbiamo il sole. Eppure le energie rinnovabili sono sviluppate, per esempio, meno della Germania, che ha 1/3 del sole che abbiamo noi. Qui c'è qualcosa che non va. Il nostro faro devono essere sicuramente l'energia rinnovabile, sicuramente tutte le misure che vengono fatte devono essere fatte con un denominatore che si chiama sostenibilità ambientale, perché il clima ci sta presentando il conto. Basti pensare in vento, quante alluvioni ormai sono all'ordine del giorno. Per noi è talmente importante che l'abbiamo messo nel nostro logo. C'è un'ape, che l'ape è un po' l'insetto che genera un po' la vita, sul quale anche Einstein diceva che è importantissimo. Se muoiono le api muore il genere umano. Comunque le energie rinnovabili devono essere il nostro driver, devono essere il nostro fattore. Però dobbiamo essere chiari, perché dobbiamo dire anche la verità, dobbiamo dire le cose come stanno.
Le energie rinnovabili non si possono fare tutte domani mattina per sopperire al bisogno energetico italiano oggi. Quindi vediamo che il futuro deve essere rinnovabile, però ora abbiamo un problema contingente oggi. Allora ci sono sicuramente altre tecnologie che ci fanno in qualche modo per qualche tempo sopperire al nostro eccessivo costo dell'energia in bolletta. Ecco perché anche è fondamentale scollegare il prezzo del gas al prezzo dell'energia elettrica. Questo deve essere fatto domani mattina, di modo tale che, perché l'Italia come energia elettrica potrebbe avere un costo molto più basso di quello che è oggi se l'energia elettrica non dipendesse dal gas. Questa è una cosa che noi dobbiamo fare assolutamente, dobbiamo farla sia a livello italiano ma soprattutto anche a livello europeo. Per quello è importante l'Europa e per quello all'epoca era importante avere un governo in pieni poteri per andare oggi a prendere queste decisioni. Io credo che abbia lavorato molto bene il ministro degli esteri Di Maio, perché 3 anni fa l'Italia era dipendente totalmente dalla Russia per quanto riguarda il gas. È chiaro che dobbiamo differenziare la nostra produzione, dobbiamo andare a prendere il gas da altri paesi, come ha fatto ultimamente il governo Draghi insieme con il ministro degli esteri Luigi Di Maio. Mi dispiace che tutti i partiti del centrodestra abbiano deciso di staccargli la spina, non so, forse per qualche campagna elettorale o per qualche like a dei post, però quello che alla fine ci hanno rimesso sono stati i cittadini. Io dico una cosa, il faro deve essere l'energia rinnovabile, è fattibile, è possibile, dobbiamo lavorare in una sostenibilità ambientale perché altrimenti sono costi che noi generiamo. Abbiamo un momento contingente difficile che dobbiamo risolvere anche con molte alternative. Anticipo a lei, onorevole, la domanda che farò poi ai suoi colleghi perché so che deve lasciarci, proprio un flash e poi la lascio andare. Il vicepresidente della Commissione europea, Dombrovskis, tira le orecchie all'Italia e dice non va rivisto il PNRR, che era un'idea che stava circolando proprio per far fronte a questi rincari. Il PNRR non si tocca, i progetti finanziati devono rimanere tali. Allora, dobbiamo però fare chiarezza. Il PNR viene dato per risolvere la situazione italiana dopo la crisi e il PNR non sono soldi che vengono dati, diciamo, a fondo perduto, ma vengono dati a fronte della realizzazione di una certa progettualità, viene data con programmi ben specifici. Ora, è vero che l'Italia ora ha bisogno di soldi che secondo me si potrebbero trovare in altre forme, però dobbiamo anche capire che una visione a lungo periodo è fondamentale per far ripartire l'economia. Mi spiego, comuni, aziende, regioni e soprattutto imprese si sono già strutturate per quei fondi del PNR, non possiamo ricambiare le carte in tavola, perché oggi facendo così, cioè continuando a cambiare la burocrazia, continuando a cambiare le leggi, noi così facciamo morire le imprese che non sanno cosa dovranno fare domani e morendo le imprese chiaramente muoiono anche dei posti di lavoro. Allora, sebbene difficile, i progetti del PNRR devono andare avanti così, possiamo farli tranquillamente. Ora adesso io devo correre a votare di nuovo un decreto aiuti che sblocca altri fondi del PNRR, è un programma che andrà fino al 2026, che deve essere fatto, che può risollevare l'Italia. È chiaro, dobbiamo sperare che anche il prossimo governo, che speriamo, ma i sondaggi, se stanno quelli che ci dicono che sarà di centrodestra, dovrà gestire al meglio questi fondi e non perderli per cose. Io ho visto il programma un po' del centrodestra che parla di un costo di 100 miliardi, così scassano i fondi dello Stato e ricordiamoci che con centrodestra al governo l'ultima volta poi è dovuto intervenire Monti. Grazie davvero onorevole, buon lavoro. Allora Grazie. Lasciamo al voto, grazie all'onorevole Mattia Fantinatti, candidato di Impegno Civico, che lasciamo andare all'impegno della Camera. Grazie onorevole, torneremo ad aggiornarci con lei. Allora senatore Causin, questo ennesimo sacrificio richiesto a famiglie e imprese per questo taglio del 5% per l'energia, però è necessario un intervento a lungo termine. Gli interventi tampone vanno bene per l'emergenza, ma poi rischiamo che l'emergenza diventi una consuetudine e non possiamo permettercelo. E l'audio
senatore, l'audio è disattivato. Grazie. Eccomi qua. Perfetto, sì. grazie. Per una questione di cortesia l'avevo disattivato. Certo. Sì, allora, no, dicevo che l'unica cosa che si può fare in questo momento oggettivamente è fare ulteriore debito e andare a ristorare parzialmente il caro bollette sia delle famiglie che delle imprese. Le famiglie perché si fatica a arrivare a fine mese, le imprese perché c'è un problema di competitività anche rispetto ad altri paesi che possono contare su gas ed energia elettrica a prezzi più bassi. Questa è l'unica cosa che si può fare. A lungo termine è chiaro che bisogna pensare a mettere a terra un piano energetico nazionale serio. Oggi il piano energetico nazionale dice solo che bisogna ridurre genericamente la CO2 rispetto agli impegni dei trattati internazionali. Però una parola su quelle che sono le scelte strategiche sul prossimo piano energetico nazionale da adottare subito bisogna che le diciamo. Sicuramente i rigassificatori che ci consentono di comprare il gas in altri paesi rispetto a quelli da cui attualmente lo stiamo comprando a un prezzo inferiore, con la possibilità di comprarlo nei periodi in cui il prezzo è più basso e di stoccarlo. Il tema dell'energia nucleare, penso al tema della fusione che si sta già sperimentando all'MIT di Boston grazie a un investimento molto importante che sta facendo l'ENI, e poi chiaramente tutto quanto il tema delle rinnovabili che va unito anche alla capacità di aumentare le estrazioni di gas e petrolio locale. Su questo però io vorrei dire anche una parola rispetto a come viene trattato questo tema in campagna elettorale, nel senso che è scandaloso che sembra che non sia colpa di nessuno. Se noi ci troviamo in questa situazione è perché ci sono dei partiti che hanno compiuto delle scelte su questi temi. Il referendum sullo stop alle trivellazioni e alla ricerca di gas e petrolio non è che li ha proposti il centrodestra, lo stop ai rigassificatori non è che li ha proposti il centrodestra, la parola continua no al nucleare non è che la sta dicendo il centrodestra, e questo paese negli ultimi 5 anni ha avuto un partito di maggioranza relativa che si chiama 5 Stelle, che ha espresso per 3 anni e mezzo il Presidente del Consiglio. Ora non è che questi signori possono venire a darci delle lezioni o spiegare al Paese che loro hanno la ricetta per ridurre il caro bollette, perché loro il caro bollette lo vogliono soltanto ridurre scaricando alle future generazioni ulteriore debito pubblico. Io invece penso che bisogna fare delle scelte coraggiose insieme agli altri paesi dell'Unione Europea e andare a mettere a terra un piano energetico nazionale che ci consenta di arrivare nell'arco di 5, 7, 10 ma anche 15 anni all'autosufficienza energetica o prevalentemente all'autosufficienza energetica. Ecco, poi io vorrei anche capire come facciamo a sganciare il prezzo dell'energia elettrica dagli idrocarburi quando il 96% dell'energia elettrica nazionale viene prodotta con il gas, il carbone e il petrolio. Cioè, io vorrei che qualcuno me lo spiegasse come si fa a sganciare. Noi dobbiamo diventare autonomi dal punto di vista energetico. Su questo il sindaco Brugnaro, che lo dice in maniera molto, molto forte, ha perfettamente ragione. Cioè noi non possiamo, io direi ai cittadini italiani, ma guardate bene queste cose, non date il voto a chi vi ha preso in giro per 4 anni e mezzo, non date il voto, cioè piuttosto veramente cambiate, fate una scelta anche stravagante, non dico di votare noi moderati, anzi votate noi moderati che abbiamo le idee, ma certamente non datelo a chi vi ha preso in giro in questi anni e che oggi vi racconta di avere delle soluzioni quando ha governato per 4 anni e mezzo e vi ha portato in questa situazione. Per quanto riguarda le parole del vicepresidente dell'Unione Europea di non toccare proprio di fronte a questa emergenza il PNRR, si trova d'accordo sul fatto che quei progetti che avevano un determinato obiettivo vadano lasciati lì e si faccia fronte in un altro modo a quella che è proprio l'emergenza legata al caro energia? No, assolutamente sì, perché allora distogliere i soldi dai progetti in corso per metterli sul pagamento di bollette a imprese e famiglie vuol dire sostanzialmente buttarli via. Quello è un contributo a fondo perduto e anche un debito che deve essere un contributo a fondo perduto, un debito buono, cioè su progetti di modernizzazione del paese. Poi sono anch'io fortemente critico su alcuni ambiti di spesa del PNR, però noi abbiamo 2 limiti. Uno, che nel nostro paese per 20 anni si è vista la progettazione degli enti locali come una spesa inutile e quindi quando è arrivato il PNR c'era bisogno di avere dei progetti esecutivi e i comuni ma anche le regioni avevano il cassetto progetti vuoto. Il secondo è il tema della velocità di spesa, che con un sistema come il nostro, con un codice degli appalti come il nostro, con una giustizia civile come la nostra, rende molto complicato spendere i soldi al 2026 e anche rendicontarli. Quindi sicuramente
è difficile, ma se oggi ci mettiamo a togliere questi soldi che vanno su infrastrutture digitali, che vanno su infrastrutture fisiche, sulla modernizzazione del paese, e metterli per pagare le bollette e per ridurre il canone energia a debito, mi pare francamente una follia. Perenzin, giù le mani dal PNRR, in qualche modo è questo che dice l'Europa all'Italia. Intanto mi lasci sottolineare un dato di fatto. Ho sentito il senatore Causin in 2 occasioni sulla questione dei finanziamenti sospetti della Russia a partiti italiani, e adesso in questa occasione sulla questione della gestione del PNRR avere posizioni ben diverse da quelli che potrebbero diventare i loro alleati di governo. Allora su questo anche è bene non prendere in giro gli italiani, ed è bene sapere e dire quali sono le posizioni di una coalizione, se davvero è una coalizione che si candida al governo del Paese. Al netto di questo, per quanto riguarda la possibilità di andare a ritoccare il PNRR, credo che non ce ne sia la possibilità, lo dico banalmente con una constatazione. Sono stato sindaco della mia città per 10 anni, il PNRR ci è interessato soltanto nell'ultima parte della legislatura, ma se la tempistica rimane 2026, attenzione che già soltanto i bandi che sono usciti e sono stati approvati in questi ultimi mesi hanno una seria possibilità di faticare ad arrivare alla realizzazione entro il 2026, anche perché uno dei grossissimi problemi che sta scontando il PNRR nella sua attuazione a livello nazionale è che non vengono spesate lì dentro, o molto raramente lo sono state nei bandi finora, le spese di personale, per cui poi bisognerebbe anche capire chi è in condizione concretamente sul territorio di dare attuazione e realizzazione e verificare l'attuazione di tutti quei miliardi di euro che sono sul piatto. Poi personalmente ritengo che alcune delle scelte che sono state fatte sul PNRR siano state scelte poco lungimiranti. Ricordo solo che se si è riusciti a portare a casa quello stanziamento così ingente, e questo è avvenuto nell'epoca del Conte 2 come governo, lo si è fatto perché c'era bisogno di provare a rispondere alla pandemia da Covid-19. I fondi, per esempio, messi in gioco dal PNRR sull'intero sistema della sanità sono davvero un'inezia rispetto a tutti gli altri fondi. Per cui certo, probabilmente ci sarebbe stata, anzi io dico sicuramente ci sarebbe stato bisogno di una pianificazione più attenta ai bisogni delle persone, delle famiglie, più attenta a potenziare i servizi pubblici essenziali, e in realtà molto se n'è andato, come dire, verosimilmente anche nella ristrettezza dei tempi, a cercare di tirar fuori dai cassetti progetti che erano già pronti, anche magari concepiti 10 o 15 o 20 anni fa, pur di scaricare a terra qualcosa. Quindi su questo certamente ci sono state delle distorsioni. Dopodiché, per quanto riguarda la preoccupazione dell'Europa, la lascio lì. Ovviamente l'Europa con l'Italia è sempre, credo io, anche eccessivamente rigorosa. In questo caso sicuramente c'è una preoccupazione di tempistica, quindi io lo posso dire, si tocca con mano, sono finanziamenti che hanno bisogno di un potenziamento del personale a tutti i livelli per poter essere messi a terra. Causin, non so se volesse replicare alle prime dichiarazioni di Perenzin sugli alleati che potrebbero governare in caso di vittoria del centrodestra, che vi trovano insomma in qualche modo distanti su certi temi. Vedevo che prima scuoteva la testa, se vuole replicare. No, certamente se fossimo a conoscenza che qualcuno dei nostri alleati è stato finanziato dalla Russia, non potremmo che trarne un giudizio negativo, e io personalmente la stigmatizzerei questa cosa. Però stiamo parlando di un dossier segretato che gli Stati Uniti non vogliono desecretare, dove si cita genericamente l'Italia, per cui io sono anche un garantista, voglio vederle le cose prima. Poi per quello che mi riguarda io non ho nulla da temere, perché come componente, come ex componente dell'Assemblea parlamentare della NATO, io vengo visto come un nemico della Russia. Mi hanno addirittura rifiutato, una volta mi hanno rifiutato un visto d'ingresso perché avevo il visto permanente sul passaporto negli Stati Uniti, quindi non ho assolutamente dubbi da che parte stare. Non ho dubbi che se ci fosse qualcuno che ha preso soldi dalla Russia dovrebbe trarne le conseguenze e farsi da parte, perché in un momento come questo sarebbe un elemento di grande problema, non tanto per la politica italiana, ma quanto per la sicurezza del nostro paese e per la sicurezza dell'Europa. Qui non guardo partiti o non partiti. Dopodiché insomma ci sono partiti
di sinistra che sono eredi, che oggi stanno facendo la morale, che sono eredi di un partito che è stato finanziato ininterrottamente per 60 anni dall'Unione Sovietica, che era un nemico dell'Alleanza Atlantica e dell'Italia. Ecco, quindi bisognerebbe sempre essere molto cauti su questi giudizi, molto cauti. Perenzina. Guardi che allora forse il mondo era un po' diverso e veniva fuori dalla Seconda Guerra Mondiale. E dobbiamo anche sempre ricordarci che la Seconda Guerra Mondiale, in particolare, l'hanno vinta gli Stati Uniti da una parte e l'Unione Sovietica dall'altra, perché le due potenze che hanno messo il più grande contributo per sconfiggere il nazifascismo, soprattutto il nazismo e la Germania di Hitler, sono state esattamente queste due. E quel mondo, ecco, questo è un tema, e così mi dà anche l'occasione di tornare alle riflessioni iniziali. Quel mondo si sta ovviamente, come dire, sgretolando sotto i nostri occhi, perché le dinamiche della geopolitica vanno avanti nel tempo e oggi le dinamiche presenti sono ben diverse. Non so se voi avete avuto l'occasione di leggere un'intervista sull'Imes dei primi giorni di marzo del 2022, dove è stato intervistato il vice segretario di Stato ai rapporti con l'Europa statunitense fra il 2017 e il 2019. Il titolo significativo di quell'intervento era, virgolettato, "Trasformiamo l'Ucraina nell'Afghanistan d'Europa". Attenzione, nell'Afghanistan della Russia. Attenzione, perché se questa è la visione e se c'è bisogno di ripassare per la guerra, per ridefinire l'ordine mondiale, non ne usciamo vivi e soprattutto l'Europa non ne esce viva. Quindi l'Europa deve essere in condizione di trovare una propria strategia che sia anche in condizione di superare la divisione che viene dal 1943 della NATO e del Patto di Varsavia. L'Italia da sola non va da nessuna parte, evidentemente. L'Europa invece sì, è una potenza regionale che ha la possibilità all'interno di se stessa di essere un punto di riferimento per l'ordine mondiale che sia un ordine pacifico. Se ci dimentichiamo di giocare questo ruolo, e io credo che non riusciremo mai a giocare un ruolo serio in questa direzione fino a quando non riusciremo davvero a completare l'unione anche politica dell'Europa e militare fra, in particolar modo, Francia e Germania, e risale addietro nel tempo, no? questa difficoltà di comunicazione, non ne usciremo vivi. Quindi da questo punto di vista qua, senatore, certo, come del resto il mondo occidentale viveva col piano Marshall. Allora, noi ci fermiamo, abbiamo pochi minuti di pubblicità e poi torniamo per continuare il confronto tra il senatore Causin di Noi Moderati e Paolo Perenzin di Sinistra Italiana. Tra poco. Rieccoci in diretta, insieme a me in collegamento il senatore Andrea Causin, candidato per Noi Moderati, e Paolo Perenzin, candidato di Sinistra Italiana. Perenzin, per chiudere l'analisi sul caro energia, le leggo un comunicato arrivato proprio questa mattina dal comune di Asolo, siamo in provincia di Treviso, con il sindaco che parla di spese shock per le casse comunali e nello specifico parla di 234.000 euro in più di energia elettrica per questi primi 7 mesi del 2022 rispetto all'intero 2021. Dice sarà necessario mettere mano a quello che sarà il bilancio e chiede interventi strutturali per aiutare le amministrazioni pubbliche da parte del governo. Comuni, ne abbiamo parlato spesso nei nostri telegiornali, costretti a tagliare i servizi dall'illuminazione pubblica a quello che è, a quelli che sono altri servizi ai cittadini, proprio per riuscire a star dentro ai conti, perché come un bravo padre di famiglia anche il sindaco deve cercare di non sforare il proprio bilancio. Intanto mi consenta di salutare l'amico sindaco di Asolo che conosco, siamo stati colleghi per lungo tempo e ho terminato il mio mandato da pochi mesi. Certamente per i comuni si tratta di un vero e proprio salasso. Per quanto riguarda il comune di Feltre, la stima che avevamo al 30 di giugno, quindi sul semestre, era di un sovraccosto di energia nell'ordine dei 630.000 euro su base annua, e gli aggiornamenti che stiamo vedendo in Consiglio comunque in questi giorni confermano le previsioni, quindi questa è l'entità. Quello che dico io è che di fronte a questa entità non è né giusto né possibile né ammissibile che siano i comuni a dover tagliare i servizi e a mettere mano ai propri bilanci, nel senso che in ogni caso sono costi talmente elevati che anche mettendo mano a un taglio di servizi i comuni non riuscirebbero comunque a far fronte, e quindi questo è un tema. Ma secondariamente spiegatemi perché
dovrebbe capitare che i comuni taglino i servizi ai cittadini, che sono poi comunque quelli che stanno pagando le attuali bollette con i sovraccosti che conosciamo tutti, quando invece ci sono multinazionali dell'energia, compresa l'ENI, che non è stata in grado, non ha voluto per il momento pagare anche soltanto quella piccola quota sugli extra profitti che era stata stabilita e decisa dal governo Draghi. Da questo punto di vista questo meccanismo è davvero inaccettabile. Qua si sta facendo della speculazione finanziaria sulle spalle delle imprese, sulle spalle delle famiglie. Questa cosa non solo non deve poter andare avanti, non deve poter capitare, ma bisogna trovare assolutamente le responsabilità, e se ci sono queste responsabilità bisogna anche perseguirle. Io credo, e lo crediamo fermamente, come dicevo prima, come Alleanza Verdi di Sinistra, che la tassazione sugli extra profitti e quindi su queste speculazioni finanziarie debba essere del 100%, e questi soldi devono essere utilizzati per abbassare le bollette dei cittadini, delle imprese e evidentemente anche degli enti locali. Senatore Causin. Diciamo non solo i comuni, nel senso che i sindaci hanno forse la possibilità di dare evidenza del caro bollette, però io sto pensando per esempio agli ospedali, sto pensando alle scuole, agli asili, alle case di riposo, agli istituti di formazione professionale, insomma tutti quei luoghi pubblici dove vengono erogati i servizi pubblici che non sono strettamente riferibili ai comuni. E poi penso alle aziende private, penso a chi produce nel ciclo di produzione, ma semplicemente nel settore primario, cioè chi ha il frigo per la conservazione dei prodotti freschi oggi è in estrema difficoltà. L'altro giorno ero a Caorle, ho visitato un'azienda di un amico che fa la conservazione delle vongole e i prezzi sono veramente ingestibili, cioè, con un riflesso poi anche sul costo del prodotto finale. Non c'è soluzione, non è che si può dire spegniamo il riscaldamento in una casa di riposo, oppure mandiamo i ragazzini a scuola e spegniamo il riscaldamento, oppure in un ospedale noi togliamo la luce e togliamo l'energia elettrica nei pronti soccorsi o nelle sale operatorie. Cioè, l'unico metodo che c'è oggi in questo momento è quello di mettere mano al portafoglio, che lo Stato metta mano al portafoglio e che in qualche modo concorra a calmierare i prezzi e renderli affrontabili, in modo che le aziende non siano non competitive e i servizi non vengano tagliati. È chiaro che sul tema degli extra profitti bisognerebbe aprire un dibattito, perché il fatto che non siano profitti ma extra profitti vuol dire che c'è un meccanismo di calcolo, tra l'altro autorizzato dall'AGEA, dall'Agenzia Nazionale che si occupa di queste cose. C'è un meccanismo di calcolo che consente, di fronte ad un aumento, di andare poi a definire un prezzo finale che è molto più alto rispetto a quello che dovrebbe essere l'aumento proporzionale. La prima cosa da fare è quella, cioè di rivedere il meccanismo di calcolo della bolletta, perché non c'è nessun legame tra l'aumento della materia prima e l'aumento della bolletta, perché l'aumento della bolletta è molto più alto di quello che è l'aumento del costo della materia prima, quando le grandi company vanno ad acquisirle ai mercati, diciamo nei mercati internazionali. Quindi questa è la prima cosa da fare. Poi si vogliono tassare gli extra profitti, bisogna fare una legge per tassare gli extra profitti, perché le tasse si pagano, e questo è scritto nella Costituzione, sulla base di come vengono predeterminate. Non è che perché se un'azienda ha guadagnato di più tu poi gli vai a chiedere di più, perché questo dopo vale per tutti i settori, e non è neanche che se un'azienda fa delle perdite lo Stato va a ricoprire delle perdite, perché noi viviamo purtroppo, magari per i colleghi di sinistra italiana, viviamo in un paese dove vige il libero mercato. Allora si fissano delle regole, si mettono in condizione queste aziende di non fare extra profitti attraverso il sistema di ricalcolo dell'AGEA, e nel frattempo che si fa questa cosa bisogna assolutamente che lo Stato intervenga, perché noi non possiamo permetterci né di tagliare i servizi pubblici locali e non possiamo nemmeno permetterci di consentire che le nostre aziende diventino non competitive rispetto alle aziende di altri paesi. In questo quadro si inseriscono, perché avranno a che fare anche loro con i rincari, ma non solo, le scuole, gli istituti scolastici, che è vero dovranno fare i conti con i rincari, ma devono fare i conti anche con strutture spesse volte che hanno molti anni. C'è un'indagine che parla che il 52% delle scuole secondarie in Italia sono state costruite prima del 1976. Abbiamo oggi avuto un collegamento con il nostro Cristiano Arboita a Montebelluna per il crollo di parte di un controsoffitto in un istituto superiore, l'Einaudi di Montebelluna, dovuto allo scoppio di una
tubatura che ci diceva il dirigente scolastico ha più di 30 anni, quindi anche non interventi strutturali importanti, ma interventi di manutenzione ordinaria che andrebbero fatti. Ecco, l'attenzione sul mondo della scuola è necessario per Enzin, scuola che ha ricominciato con problemi vecchi e nuovi, pensiamo ad esempio al caro docenti, e quindi è necessario investire di più sull'ambiente scolastico, sulle strutture scolastiche, ma anche proprio sul personale scolastico. Per Enzin e poi Causin. Sì, assolutamente. Prima di entrare su questo tema vorrei fare una piccola chiosa su quello che diceva prima il senatore Causin. C'è evidentemente già un provvedimento del governo Draghi che imponeva alle company del gas di versare la tassa sugli extraprofitti entro il 30 di giugno, tant'è che il governo prevedeva di incassare 10 miliardi, ne ha incassato uno soltanto. Non so se ci sia un vulnus in quel provvedimento normativo, e casomai quello doveva essere messo a posto immediatamente. Ecco, ma quel provvedimento c'era, tant'è vero che, lo ricordavo in apertura, noi come Sinistra Italiana Verdi abbiamo presentato un esposto alla Procura di Roma perché si indaghi, e la Procura ha iniziato ad indagare se ci sono profili anche di rilevanza penale nel mancato rispetto di quelle previsioni, quando prevedevano una tassazione veramente molto molto bassa rispetto agli extraprofitti realizzati, mi pare nell'ordine del 25%, noi chiediamo il 100%. Dunque questo è inaccettabile, dico esattamente questo che è inaccettabile, perché se siamo in questa situazione di drammatica crisi a livello nazionale, non è pensabile che un governo possa fare dei provvedimenti e che ci siano i grossi portatori di interesse che si permettono evidentemente di evitare di ottemperare. Quindi su questo chiediamo che venga fatta chiarezza quanto prima, e chiediamo anche che, visto che è andata così, non si esiti un secondo di più a portare la tassazione sugli extraprofitti al 100%. Per quanto riguarda le scuole, certamente io credo che l'investimento più grande che può fare un paese civile sia in istruzione, ricerca e sanità pubbliche. Questo è il tema rilevante. L'infrastrutturazione scolastica del nostro paese è un'infrastrutturazione obsoleta, spesso e volentieri. I comuni che hanno edifici adeguati dal punto di vista dell'adeguamento sismico e dell'efficientamento energetico sono pochi in Italia, le province altrettanto. Voi sapete che i comuni si occupano dell'istruzione fino alla scuola media, mentre la provincia subentra per il grado delle scuole superiori. Il PNRR in parte è andato, con i bandi che ci sono stati sulle demolizioni di costruzioni, sull'efficientamento, sulle palestre, sulle mense, a mettere in gioco delle risorse in questo settore, ma sono purtroppo ancora insufficienti rispetto ai bisogni che ci sono. Questo che cosa significa? Significa che, per esempio, ciò che succede a livello comunale è che se mi servono 8 milioni, 10 milioni per demolire e ricostruire una scuola e farla perfettamente nuova, a norma, dal punto di vista sismico ed energetico, ma anche con gli spazi per la didattica che siano adeguate alle esigenze dell'oggi, che non sono magari più quelle degli anni 60, e invece mi costa 1 milione procedere a tampone per mettere intanto il cappotto, spesso e volentieri succede che i comuni, non disponendo di 10 milioni, tutti in una volta, sono costretti ad andare avanti per soluzioni tampone, e non è mai la soluzione, perché questo non ci consente mai di avere un patrimonio edilizio scolastico adeguato alle esigenze. Se metto a posto il cappotto su un edificio che non è a posto dal punto di vista sismico, poi probabilmente sulla sismica non intervengo più. Ecco, quindi questo è un dato di rilievo, e probabilmente il PNRR, ecco, dove dicevo che ci sono sicuramente state delle sottovalutazioni nell'attuazione delle misure, doveva poter intervenire in maniera più forte. Poi il grosso tema che si pone a livello nazionale sull'istruzione è che veniamo da 20 anni di riforme veramente da una parte contraddittorie e dall'altra che vanno tutte nella stessa direzione. Oggi quello che vive il mondo della scuola è un bisogno enorme di dare sicurezza al personale e stabilità al personale, non solo docente ma anche tecnico-amministrativo. Nella provincia di Belluno, quella che conosco meglio, in questo momento mancano soprattutto dirigenti scolastici e di SGA. C'è il problema anche dei ritardi nelle assegnazioni, da noi però in questo momento la cosa è andata, mi pare, non male nell'avvio dell'anno scolastico, bisogna anche stare attenti a non fare di tutta un'erba un fascio. Ci sono, come dire, meccanismi che hanno a cuore il buon funzionamento della scuola, dobbiamo però assolutamente mettere in piedi una politica nazionale che dia la misura e l'evidenza al personale della scuola, docente e non docente, agli studenti e alle famiglie, che l'investimento in istruzione è la vera priorità nazionale. Se riusciamo a fare questo, allora possiamo avere una prospettiva e un domani, altrimenti no. Ci sono paesi del mondo che investono
alcuni punti percentuali in più, mi fermo su alcuni per usare un eufemismo, rispetto al poco che ormai negli ultimi 20-30 anni siamo abituati ad investire in Italia. La chiusura, lei, senatore Causina, la scuola ha bisogno di risposte e di essere al centro dell'attenzione del programma politico. Assolutamente sì, però anche su questo tema bisogna fare un elemento di chiarezza. Io ho avuto la fortuna di essere compagno di banco per 3 anni con Beppi Bortolussi, che qualcuno ricorda, che è mancato qualche anno fa, che era il presidente della CGIA di Mestre. Facemmo una volta una discussione con lui in cui lui mi spiegò che il Giappone aveva il doppio del debito pubblico dell'Italia, però la differenza è che noi abbiamo un debito pubblico spazzatura e loro hanno un debito pubblico buono, perché noi abbiamo fatto debito pubblico per fare assistenzialismo e loro invece hanno fatto debito pubblico per fare le centrali nucleari, le infrastrutture, le scuole, l'alta velocità, le ferrovie e tutto quanto oggi consente a quel paese di essere competitivo. Allora anche qui si tratta di decidere qui, siccome gli edifici, le scuole, come le case sono cose concrete che hanno bisogno di manutenzione, che hanno bisogno di essere rinnovati, cioè noi dobbiamo decidere se spendere miliardi di euro per il reddito di cittadinanza che distrugge la cultura del lavoro dei giovani, o se decidiamo di prendere una parte di questi soldi e lo investiamo per migliorare per esempio la qualità delle nostre scuole, per fare nuovi istituti tecnici professionali, per fare la formazione professionale, per spendere soldi per il personale docente. Cioè bisogna decidere a questo punto. Cioè noi o diventiamo un paese di assistenza che distrugge la cultura del lavoro, della produzione, dell'imprenditoria, oppure investiamo su quelle infrastrutture che sono strategiche per la crescita del nostro paese. Io non ho dubbi, cioè, noi moderati, ma anche il sindaco Brugnaro, che lo dice sempre in modo molto chiaro e netto, non abbiamo dubbi che si debba investire sul futuro del paese e bisogna fare debito buono. Non è che non bisogna più fare debito, perché oggi non è che siamo in una situazione produttiva o di produzione dove noi possiamo pensare che aumentiamo le tasse e prendiamo gli extra profitti o i profitti degli imprenditori per fare investimenti sul paese. Noi dobbiamo semplicemente ridurre la spesa pubblica che non va, la spesa pubblica improduttiva, quella che si butta via, e dobbiamo prendere questi soldi e metterli su ambiti produttivi di investimento, e le scuole sono una di queste, perché se noi pensiamo, a me a volte hanno chiesto ma come mai il Veneto è un paese dove ci sono così tante imprese? È molto semplice, perché qui c'è stata per anni una cultura del lavoro dove alla gente non è che era un problema lo sporcarsi le mani, cioè sono stati gli istituti tecnici e la formazione professionale che hanno formato i periti, gli artigiani, gli imprenditori, tessuto produttivo di 1 milione di persone che oggi tiene in piedi tutto il paese, insieme alla Lombardia, insieme all'Emilia Romagna. Questa è la verità. Non è che noi siamo stati più fortunati o avevamo la bacchetta magica. Abbiamo avuto delle scuole che ci hanno insegnato a usare le mani e non è una cosa disprezzabile usare le mani, perché poi il piccolo artigiano poi magari ha fatto la fabbrica di stampi che dà lavoro a 2000 persone e che paga le tasse e che distribuisce una parte della propria ricchezza in termini di lavoro e occupazione. Posso un secondo soltanto? Prego, Perenzin, sentivo voleva intervenire, prego. Solo per dire che d'accordo sul debito buono o debito spazzatura. Partiamo da 2 aspetti però. Uno, in Italia ci sono ogni anno 100 miliardi di euro di evasione fiscale. No, poi intervengo io però su questo, poi mi fa intervenire su questa cosa. Poi mi fa intervenire su questa cosa. Ecco, io però volevo appunto dire questa cosa, per cui bisogna mettere in campo, o riconosciamo tutti che è un problema di tutti e troviamo le soluzioni, altrimenti è evidente che non riusciamo, come dire, a avere risorse a sufficienza. Un tema. L'altra cosa che dico è, anche in questa situazione, questa cosa io obiettivamente fatico a capirla, perché o mi si dice che i soldi non ci sono per nessuno, oppure non può essere che in 2 giorni si vota l'adeguamento progressivo del 2% delle spese militari del PIL e si innalza e si fa l'investimento in spese militari, e invece da 30 anni, da 40 anni i soldi per la sanità pubblica, per l'istruzione, per la ricerca pubblica non ci sono mai, perché o ci sono o non ci sono i soldi. Causina. No, poi se vogliamo fare propaganda facciamo propaganda, però diciamo una parola di verità sull'evasione fiscale, visto che so che anche la trasmissione è seguita da un sacco di imprenditori. È vero, si accertano 100 miliardi di evasioni fiscali in Italia, si accertano, e quell'accertamento concorre a formare il bilancio preventivo dello Stato. Poi quello che viene riscosso sono 10 miliardi, quindi sono 90 miliardi in meno
non perché ci sono gli imprenditori evasori che non li pagano o chi evasore non li paga, ma perché il 90% di ciò che è accertato, che concorre a formare il bilancio di previsione dello Stato, non è dovuto. Perché quando uno ti fa un accertamento, poi tu fai delle controdeduzioni. E poi tante volte nelle controdeduzioni la Guardia di Finanza, chi ha fatto l'accertamento, non ha fatto l'accertamento bene e quindi quei soldi non erano dovuti. Quindi intanto non sono 100 miliardi ma sono 10. Poi sono 10, io sono d'accordo, chi evade deve andare in carcere perché chiaramente se tu sottrai una parte della ricchezza alla comunità compi uno dei reati che secondo la mia cultura è uno dei reati più gravi. Però non possiamo tirare sempre fuori la storia che noi siamo un popolo di evasori. No, noi siamo un popolo di lavoratori e molto spesso ci troviamo la Guardia di Finanza in casa che viene anche magari in modo molto scortese rispetto a come viene negli altri paesi, che legge male le carte e che accerta 10 volte in più di quello che magari effettivamente è evaso e magari spesso quello che è evaso anche per errore. Magari ci sono anche degli errori formali su quei 10 miliardi, ci sono magari delle bollettazioni fatte male, delle multe e comunque un po' devi pagare perché se hanno speso 25 giorni per farti l'accertamento le spese gliele devi pagare, questa è la verità, no? E poi se vogliamo fare propaganda, ma la verità è questa, ma si vada a leggere i dati, si vada a leggere i dati sulla differenza tra quello che è accertato e quello che è riscosso. Lo farò molto volentieri, ma non si tratta di prendere di mira il lavoratore autonomo o l'impresa, quella che fa l'economia materiale. Si tratta di, per esempio, mettere in campo una politica seria sui profitti enormi e bassissimamente tassati delle grandi multinazionali che spesso e volentieri, come dire, fanno girare i soldi e noi neanche li vediamo. Ci sono i sistemi oggi sì, certo, ma quelli lì non sono oggetto di accertamento. Sono d'accordo con lei, ma l'accertamento ad Amazon non ci va, l'accertamento a tutte le multinazionali che dice lei non ci va perché spesso hanno le sedi legali che sono da un'altra parte. Allora sono d'accordo, bisogna rivedere la normativa perché le politiche dell'Italia, anche con l'Italia da sola no, ma l'Europa sarà in condizione o no di avere una politica fiscale anche in questi casi? Perché spesso e volentieri sono d'accordo con lei. No, ma io sono d'accordo, su questo sono d'accordo, però questo qui è un problema mondiale, non è un problema che riguarda l'Europa, è un problema mondiale. Che le società che sono le multinazionali, che sono immateriali, perché dopo alla fine questi qua vendono in tutto quanto il mondo, dove pagano le tasse, a chi le pagano, quanto le pagano, queste società che poi tra l'altro soffocano i piccoli negozi di vicinato di vendita o anche i centri commerciali stessi che ormai non riescono più a stare dietro ai prezzi delle grandi company. Io sono d'accordo su questo, ma è un tema da aprire, ma non gli arrivano le cartelle esattoriali ad Amazon, questa è la verità. Le cartelle esattoriali che arriva a Tony Sugarman che versa a fabbrica alle 8 di mattina, questo è il problema. Perfetto, l'accertamento gli arriva a Tony Sugarman. Bisogna aprire il tema perché sennò non capiamo come mai, come dire, gli imprenditori nostri, le famiglie nostre soffocano tutti i giorni e però la ricchezza mondiale prodotta è sempre di più e non sappiamo neanche dov'è. Questo tema sottoscrivo in pieno, su questo sono di sinistra come lei, sottoscrivo in pieno. Bene, mi fa piacere. E questa è la notizia del giorno. Io ho terminato, abbiamo anche sforato, ma insomma era giusto chiudere il confronto. Ringrazio Paolo Perenzin di sinistra, candidato di Sinistra Italiana, saluto il senatore Andrea Causin, candidato di Noi Moderati. Grazie ad entrambi, buon lavoro e a risentirci. Ringrazio voi per averci seguito, siamo in chiusura. L'informazione di Antenna 3 torna questa sera dalle 18:30. Grazie e buon pomeriggio.